angelo caduto in volo, questo tu sei in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo. Quella sera parlavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Il nostro amore dissolversi nel vento. Ricordo, sono morto in un momento. Eh sì, Battisti è sempre Battisti, specialmente queste canzoni bellissime, queste parole incredibili, sono canzoni che rimarranno nel cuore per sempre, perché forse ce ne vorrebbero di più di Battisti in questo momento, più poeti, invece va tutto un altro modo sui giovani, una cosa pazzesca, con delle parolacce incredibili. La moda è moda, sarà. Ne parleremo invece di una moda che si sta sempre più avvolgendo in un vortice, una spirale incredibile, che è quella del volontariato, con Domenico Telesca, referente Banco Alimentare di Treviso. Buongiorno, grazie. Buongiorno, Telesca, Mirella, di essere qui. Con Telesca ci diamo del tu, perché è impossibile dare del lei, vero Telesca, io certo. e te. Saluto anche Christine Freund di San Donà di Piave. Buongiorno Presidente. Buongiorno Mirella. Buongiorno carissima, grazie anche a lei di essere qui. Allora Telesca, io direi di iniziare proprio con questo aumento di poveri, con questo aumento di banchi, di parrocchie, di banchi alimentari, di parrocchie, di aiuti alle persone, perché i numeri stanno crescendo in maniera incredibile, non arrivano neppure alla prima settimana del mese, perché come avete sentito costi pazzeschi, specialmente delle materie prime e il cibo, ma soprattutto anche delle bollette. Avete sentito gli aumenti, stipendi ancora fermi, pensioni fermi, però il banco va avanti, la raccolta alimentare si farà, c'è anche una grande festa del Banco Alimentare di Verona. Prego Telesca. Beh, è vero, cioè siamo in una situazione in cui sicuramente i poveri sono una realtà che è cresciuta e magari non ci si accorge di questa cosa qui, perché c'è anche una grande dignità delle persone che sono in difficoltà, per cui è faticoso
chi magari un tempo magari aveva anche le capacità di poter stare, di poter vivere senza difficoltà, trovarsi magari in una spirale perché si perde il lavoro, perché la situazione economica diventa più faticosa da sostenere. C'è molta gente che è in una situazione di bisogno. E le associazioni sono il primo, come dire, punto di riferimento dove ci si accorge di questo aumento di persone che chiedono. È anche vero che le stesse associazioni cercano anche di stare sul territorio e non è semplice, perché trovare persone che dedicano del tempo libero in maniera gratuita per aiutare chi è in difficoltà non è semplice anche in quel caso trovarle. Noi con il Banco Alimentare abbiamo in qualche maniera da un lato intercettato questa difficoltà e dall'altro tentato di dare una risposta alle associazioni sul territorio, perché il banco cosa fa di fatto? Raccoglie quelle che sono le eccedenze alimentari e aiuta le associazioni che sul territorio danno una mano a chi è in difficoltà. E su questa iniziativa sono nate 21 sedi in tutta Italia che continuano da anni a dare questo sostegno a chi sul territorio, e tu sei un testimone diretta di queste situazioni qui, grazie anche all'associazione che tu segui, è l'occasione per tutti per trovare un minimo di conforto. E non solo, ma le stesse associazioni ne ricevono un beneficio, perché, come hai detto tu, magari ci sono anche altre esigenze, altri bisogni, oltre a quello alimentare. L'idea che ci possa essere qualcuno che aiuti su questo aspetto libera risorse, cioè dà la possibilità di poter magari concentrarsi con quello che l'associazione stessa ha a disposizione anche per coprire altri bisogni oltre a quello alimentare, che è fondamentale tra i vari bisogni delle persone. Quello di mangiare è il primo bisogno più importante. È vero, però è anche vero che io sono dell'idea che dovremmo coinvolgere molti di più i supermercati, ce ne sono tantissimi, non tutti donano, coinvolgerli molto di più perché c'è questa necessità. Me lo diceva anche un altro ospite che ho avuto, che anche lui fa parte appunto di questi banchi alimentari, di questa distribuzione, perché abbiamo bisogno di tante cose e come ripeto, e soprattutto la dignità della borsa della spesa. Ecco, tu sai come la penso, non siamo discariche, siamo solo come dei supermercati, perciò le cose che arrivano devono essere perfette o semi perfette, diciamo così, perché noi dobbiamo dare dignità a queste persone. Noi non dobbiamo né umiliarli con una borsa che veramente stride, anche perché, ripeto, ci sono, secondo me, Telesca, e qua mi piacerebbe fare anche un incontro con gli addetti ai lavori per capire che forse siamo in troppi che fanno tutto. Selezionare. Come fai tu a dare una borsa una volta al mese? E poi dire non devi andare dalle altre parti perché se vieni da me non vai dalle altre parti. Allora, o ci mettiamo in testa di ragionare chi fa cosa, perché sennò non ne andiamo fuori, perché mi giunge voci che ci sono persone che raccolgono con magazzini strapieni di roba, che distribuiscono. Durante il Covid è successo di tutto e di più e non va bene. Dobbiamo avere delle regole precise, rispettare quelle regole e sapere soprattutto chi siamo e cosa vogliamo fare, perché sta venendo fuori un disastro. Adesso la burocrazia fortunatamente anche sta mettendo dei paletti, nel senso, se vuoi fare devi dimostrarmelo, incomincia a iscriverti e a dirmi cosa fai, chi sei e poi vediamo. Per fortuna, cosa ne pensi? No, su questo sai che il banco proprio per questo motivo ha proprio come politica quella di seguire le associazioni e, tra virgolette, accompagnarle tramite un percorso di maggiore attenzione a quello che è sia
la modalità con cui fa la distribuzione, sia a come tiene determinati prodotti, sia per quanto riguarda la qualità, sia per come vengono distribuiti e a chi. Questo perché da un lato, come hai detto tu, le norme sono stringenti e bisogna tenere presente che è anche un'attenzione a chi è in difficoltà, cioè bisogna andare a dare quello che è giusto ed è buono come prodotto alle persone che davvero sono in difficoltà, e in questo il banco si è dato anche, come dire, delle regole, ed è un aiuto che noi diamo anche alle associazioni, tant'è vero che chi è convenzionato con noi ha un percorso appunto di accompagnamento, e cerchiamo anche di continuare questo lavoro di aiuto, tant'è che dove poi queste associazioni magari sono in difficoltà, noi poi molto serenamente magari ci salutiamo, ma anche perché possano quelle che sono convenzionate con il banco lavorare meglio. Quindi su questo sicuramente è un'attenzione che va data, e, come dire, e ognuno di noi ha un suo compito e una sua attenzione da dare come associazioni e come dire, e come sguardo anche nei confronti di chi aiutiamo. Perché certo, le persone che aiutiamo, è vero che le aiutiamo sulla come dire, con l'esigenza di un aiuto alimentare, ma la cosa più interessante è che le incontriamo, cioè lo sguardo che in qualche modo si incrocia, l'ascolto, perché questa è la cosa che più ci interessa, ed è stata la ragione per cui è nata anche la giornata della colletta, cioè questo incontrare la gente in un dialogo e raccontare cos'è il banco. E la cosa interessante sono questi racconti, questi incontri che si fanno, che sono la parte più affascinante della colletta. Molto importante, ecco le parole che ha detto Telesca, è una persona che è sempre sul pezzo, lui sa di cosa stiamo parlando, bisogna essere addetti ai lavori per capire l'importanza di queste parole, di quello che si sta facendo per migliorare la qualità della vita delle persone che sono le nostre famiglie, che hanno il diritto, anche se hanno perso il lavoro oppure per vari motivi della vita, anche per malattie, non riescono più ad avere un lavoro e uno stipendio, una pensione decente, aiutarle e non umiliarle. Allora io adesso andrei a vedere, poi ne ritorneremo naturalmente, la locandina Sport Senza Barriere che verrà fatta all'ippodromo di Treviso il 30 settembre e il 1° ottobre, dove invito i miei ospiti, ma soprattutto a parlare con la Presidente Christine, ecco lo sport, la dignità dello sport, il valore dello sport, ma di questo animale meraviglioso che è il cavallo, che pochi sfortunatamente conoscono. Parlavo ieri con il Presidente degli ippodromi nord-est, il dottor Bovio, che è sempre stato visto l'ippodromo come un'elite, il cavallo come una cosa irraggiungibile, perché sfortunatamente una volta era anche così, ecco, gran soirée, gran giornate, ecco, fastose. In effetti non è così, soprattutto per le fragilità che Christine conosce molto bene, sta cercando di dare dignità a queste persone proprio con questo sport meraviglioso che è proprio salire a cavallo, imparare a conoscerlo e imparare a staccare la spina. Prego Presidente. Buongiorno. Allora, prima volevo ringraziare alle persone che lavorano con i banchi, che distribuiscono cibo, che aiutano alle famiglie in difficoltà, perché è veramente necessario. Anche noi nella nostra associazione offriamo sempre posti ai bambini delle famiglie che non possono permettersi i contributi che chiediamo, che sono già modesti, ma ci sono comunque persone che hanno difficoltà, soprattutto le famiglie in cui vivono persone disabili. Lì le difficoltà diventano proprio grandi. Allora, penso che è un dovere di tutti quanti che si trovano bene di aiutare. È un dovere, non è una generosità che faccio, è un dovere aiutare a quelli che hanno bisogno. E cosa ne pensa di queste 2 giornate, Cristina, all'insegna appunto di sconfiggere le barriere, soprattutto le barriere anche mentali,
questi genitori, ancora abbiamo genitori che nascondono questi ragazzi, che non li fanno partecipare. Ecco, qua bisognerebbe aprire un capitolo nuovo, perché hanno tutto il diritto di vivere la vita normale come tutti gli altri. Tu vieti a tuo figlio perché si muove in maniera, perché io li chiamo Christine diversamente agili, perché proprio disabili non mi piace, perciò li chiamo diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa, ma sono persone meravigliose. Abbiamo visto anche ieri che con il presidente di questo istituto importante, dove è stato aperto un bar, dove loro fanno i camerieri, i cuochi, ma con una passione, con una serietà incredibile e con tanta felicità. Ecco, forse dobbiamo raggiungere più le famiglie anche con queste nuove attività, con queste nuove discipline. Prego, Christine. Assolutamente sì. Mi sono accorta anch'io che esiste ancora un tipo di, come si dice, vergogna quando ho un figlio disabile, mi sento meno importante, meno capace, eccetera, che questo bisogna veramente abbattere, e sono molto grata per iniziative come la tua Sport Senza Barriere. Grazie. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ti ho fatto aspettare, Rinaldo, ma come sai faccio parlare gli ospiti. Prego. Non ti preoccupare, Mirella, che va molto bene lo stesso. Innanzitutto buongiorno ai tuoi ospiti, e dopo, Mirella, il lavoro che fate voi è importantissimo. Purtroppo non porta niente, i politici non vi interessa. I problemi della gente, neanche a questi, vanno anche alla Lega adesso. Io spendo centinaia di milioni e miliardi al ponte di Messina. Daremo il piano che si è messo in via Popolo Maniera, è il fiume sacro della patria. Perché non lo scava invece di fare cave dei sassi? Io scavo, io metto il posto, scavando non c'è più inondazione, non c'è più niente. Non si trovano i soldi. Per la base d'Italia io targa il ponte, neanche a loro di loro. Perché? Perché gli dai i treni 40 km/h. Devo giornale quando in treno in Sicilia. Neanche a loro, però Salvini, che della Lega, fa la Lega, e la nostra autonomia non ti lo senti mai parlare. Via che tira fuori la luce del cartiere sua, e può farsi vedere per i voti che vuoi già fare da qui. Ma cosa se ne bisogna parlare? Aiuta queste persone qua che fa del bene, metti in condizione, per esempio i cavalli, che per i disabili, per tanti puntesi, che non puoi permettersi, vabbè, con tutta la solidarietà che dovrebbe avere queste persone qua, metti a disposizione, non so, i soldi per i foraggi, per mantenere un cavallo, perché è come se sei un cavallo, no? E ora, ma però fa del bene per questi puntesi, ti dà un sorriso in bocca a loro e ti sorridi i genitori, è il banco solidario. Ma cosa non dovrebbe avere tutti questi problemi? Perché non ben cerca di fare soldi e neanche di fare voti. Se Dio fa del bene, e dovrebbe mettere un tappeto rosso a voi altri, avere la precedenza su tutto. Vabbè, invece purtroppo il mondo va così. E tutti quanti la soluzione, tutti quanti da tanti anni mi sento parlare sempre di stessi problemi. E ora, a chi gli crediamo? Andare avanti per la nostra strada che fa bene anche la signora brava, perché se io faccio delle robe concrete per aiutare veramente chi che sta male. Bravi e buon proseguimento. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, sempre grazie per le parole. Noi cerchiamo di dare appunto quello che magari non riescono ad acquistare, poveretti. Però una cosa volevo chiederti, e mi fa molto male questo: quando facciamo le collette alimentari, che vai fuori dai supermercati e, come hai detto tu, incontri lo sguardo, incontri le persone, specialmente quelle diversamente giovani, che ti danno veramente con un ringraziamento, sono loro che ci ringraziano per quello che stiamo facendo. Sono persone normali, persone che addirittura hanno i soldi contati, centesimi contati nel portafoglio, ve lo dico per cosa sicura, eppure escono o col pacco di pasta o con la scatoletta, perché si sentono in dovere di farlo, perché hanno provato la fame, hanno provato la miseria, sanno cosa vuol dire non aver niente da mangiare, perché questo che hanno provato, la guerra, il sacrificio, la fatica. Poi ti ritrovi la maggioranza delle volte, non sempre, ma la maggioranza delle volte,
questi alberi di Natale di gioielli, con le borse grandi così firmate, con macchine da 200 milioni, che quando dici Signore per cortesia ci porta qualcosa, in modo stizzito e anche seccato, molto seccato, ti dicono ho già fatto o non mi interessa. Perché ti faccio questa domanda? Per capire perché non accettiamo anche il diverso da parte di tante persone, solo perché il colore è diverso, solo perché non si sa da dove arrivi, perciò è già un delinquente, perché non lo conosco, perché questo messaggio è passato e questo non va bene. Non va bene perché noi al banco alimentare abbiamo un mondo di persone che arrivano e non guardiamo il colore della pelle. I bambini giocano tra di loro, dico sempre senza guardare il colore. Ecco, queste persone che hanno provato la miseria, la fame, si ritraggono, ti danno magari la scatoletta, ma nel momento di accettare il diverso molti dicono no, brutti, cattivi, da mandar via. Come spieghi, secondo te, questo modo di comportarsi? Ma io parto dall'ultima cosa che tu hai detto, e cioè che per certi versi la persona, che magari può sembrare anche quella un po' che si ritrae di fronte al diverso, però magari la scatoletta te la dà. Perché? Calma, però ti dice che vada ai nostri. Certo, però devo dire la verità, quel donare, magari non tanto consapevole, magari anche, come hai detto tu, con una indicazione particolare per cui è bene che vada in maniera ben precisa ad alcune persone invece che altre, al di là di tutto credo che sia quella breccia, quella ferita attraverso cui chiunque di noi è in grado di intercettare che c'è comunque un mare di bisogno. C'è però la necessità di imparare a guardare, ritorno con questa parola dello sguardo, a guardare la realtà per tutto quello che è, per la sua totalità. Cioè il bisogno è molto più grande di quello che noi immaginiamo, perché spesso noi siamo anche abituati ad essere, come dire, a farci un'idea delle cose e poi di spingerci nel gestire il quotidiano immaginando che quella roba lì sia veramente la realtà. Ma quando uno ha uno sguardo aperto ci si accorge che la realtà è molto molto più complessa, molto molto più grande. L'idea della colletta nasce proprio da lì, anche se c'è la difficoltà delle persone, anche se magari c'è la ritrosia di qualcuno, ma l'idea di andare a incontrare le persone è proprio perché desideriamo far breccia su tutti. E a fargli aprire la mente a qualcuno. Magari non succede tutto insieme nella stessa giornata. Noi di anno in anno, goccia dopo goccia, vogliamo provare a fare questo. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Ciao a tutti, buongiorno. Volevo dire una cosa io, non tanto tempo fa, penso 2 settimane fa, uscivo da un supermercato della zona e ho visto una persona di colore che prendeva è andata sulle mie bici, era un supermercato dove curavano la verdura, no? E ha preso nel sacco, si è portato via quello che loro avevano scartato. Mi sono sentita, guardi, non potevo correre perché sono una persona malata e non sarei riuscita a prendere o a dirle qualcosa. E ho detto guarda che roba, è una cosa nel 3000 quasi, che ci sia una cosa così, veramente. L'avrei preso e portato a mangiare una pasta asciutta a casa mia, veramente. Io sono fatta così, sono una persona, non sono più tanto giovane neanche io, sono diversamente giovane.
Va bene, vi ringrazio. Grazie, vi grazie ringrazio a Adriana della testimonianza che supporta il bisogno di cibo che c'è anche da noi. Lei, secondo me, questa signora, io la ringrazio perché è proprio l'esempio di che cosa significa guardare. Cioè, Vedere. se uno ha uno sguardo così attento alla realtà, questo è quello che accade. Cioè, uno vede un sussulto del cuore per cui vorrebbe, anche se magari non si riesce, però quel desiderio di poter arrivare ad aiutare fino nel particolare una persona in difficoltà, credo che sia questo quello che È bello questa sì, testimonianza. infatti la ringrazio proprio di questa. Sentiamo anche come commenta Christine Freund. Prego Christine. Questa cosa con lo sguardo non ci ho mai pensato in questa maniera, ma è molto vero. Da giovane non mi sono mai accorta della sofferenza degli altri perché sono stata molto occupata con gli affari miei, no? Adesso che sono anch'io diversamente giovane, mi accorgo molto di più, per esempio anche della solitudine, quando vai in un supermercato e tu vedi una signora molto anziana che va con un carrello di spese dove trovi, non lo so, un pezzo di frutta, un pezzo di verdura e un pacco di pasta. Ogni tanto dovremmo forse fermarci e chiedere come stava, se ha bisogno di qualcosa, se possiamo aiutare in qualche maniera, ma anche a me manca spesso il tempo per fermarmi e questo adesso mi fa riflettere un po'. Ringrazio anche Christine di queste parole molto toccanti. Forse dobbiamo riflettere un po' tutti, dobbiamo riflettere soprattutto che il mondo va avanti, noi non possiamo fermarlo. Non ci riusciranno a fermarli, guardate, perché stiamo toccando dei tasti talmente delicati e complicati senza raccontarli veramente come funziona. Quando io vi racconto che arrivano nei barconi perché non possono scappare dal loro paese, cioè non possono prendere l'aereo o la nave, perché non possono farlo e l'unica salvezza è la fuga. E allora ci sono queste barche e barchini. Ma soprattutto capire che forse quando vediamo, io ho messo quell'immagine, mi dispiace di non averla messa questa mattina, quel bambino morto sulla spiaggia. Ecco, io penso che ognuna di quelle persone che dice no al diverso, che tutti a casa loro, quel bambino prima di annegare lo avrebbero preso in braccio e ce lo avrebbero portato a casa. Io sono convinta di quello che dico. Sono convinta perché l'animo umano era questo, il mio paese era questo, il mio paese era accogliente, il mio paese è accogliente, il mio paese dona, il mio territorio ha il più gran numero di volontariato. Io sono orgogliosa di essere italiana, sono orgogliosa di essere una donna europea e sono orgogliosa di essere una donna trevigiana veneta. Sono orgogliosa di tutto questo e sono orgogliosa di avere Papa Francesco, che sa quello che dice, che sa cosa vuol dire la miseria. Non è un papa politico, lui sta facendo il suo lavoro, sta cercando di parlare di pace, di serenità. Ha la croce di ferro e non la croce d'oro e l'anello di ferro, non l'anello d'oro, perché vuole una chiesa povera. Però è bersagliato il Vaticano, il Papa comunista, le dicono di tutti i colori. Ma sta facendo solo il suo lavoro, cosa deve fare? Deve parlare di guerra, un papa, deve parlare di armi nucleari magari, deve dire non vado in quel paese perché è contrario alla mia fede. Telesca? No, io volevo appunto prendere spunto da quello che dicevi perché noi con la giornata della colletta alimentare, che quest'anno, non l'abbiamo ancora detto, sarà il 18 novembre, sabato 18 novembre, 2023 davanti a tantissimi supermercati in tutta Italia, noi abbiamo preso proprio spunto da quelle che sono le parole del Papa per la 7ª giornata mondiale dei poveri, che sarà proprio quel giorno lì, in quella settimana lì. E leggo le tre righe che noi abbiamo in qualche modo voluto prendere a cuore e offrirle come una sfida a chi ci incontrerà, perché dicono proprio quello che dicevi tu, e sono queste. I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime. Sono fratelli e sorelle con i loro pregi e difetti,
come tutti, ed è importante entrare in una relazione personale con ognuno di loro. E questa era la prima. La seconda, presa sempre dal testo delle parole del Papa, è: possa svilupparsi la solidarietà e sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell'impegno volontario di dedizione ai poveri. E la terza è una questione, e questa è anche secondo me molto importante, è una questione di giustizia che ci impegna tutti a cercarci e incontrarci reciprocamente, per favorire l'armonia necessaria affinché una comunità possa identificarsi come tale. Credo che queste parole siano una sfida per ognuno di noi, perché attraverso l'incontrare anche chi magari è diverso da noi, ma attraverso quel bisogno è la possibilità perché si possa costruire una comunità, perché in qualche modo ci si mette insieme e camminare. Pubblicità. Allora sentiamo la Presidente del Settimo Cielo, centro di questa riabilitazione e di educazione equestre, come commenta le parole di Telesca e le mie. Prego. Le ultime parole di Telesca. Madonna, è stato troppo veloce adesso per me. È stato troppo veloce. Questo Papa Francesco, ecco. Sì. Allora, innanzitutto ho riflettuto, vorrei staccare quello che facciamo o vogliamo offrire come aiuto dalla domanda della religione, perché questo ci porta sempre in difficoltà. Ha sempre creato tanti litigi, non solo oggi, anche negli ultimi 2-3 mila anni. Vuol dire di staccare dalla religione sarebbe meglio, perché dal punto di vista etico è assolutamente indispensabile di aiutare all'altro, a prescindere della mia, della sua o di qualsiasi religione. Io so che mi bastonate adesso. No, è giusto ascoltare tutti, ci mancherebbe. No, io invece... Prego, aspetta che continui, Grazie. prego. Ma per me è veramente importante, perché dopo parliamo di mille altre cose al posto di parlare del nostro compito di aiutare. Sai, è proprio un compito, non è una scelta che ho, è un compito che ho quando vivo in una comunità qualsiasi e c'è bisogno di aiuto, è il mio compito di aiutare, punto. Però, come ha detto Christine, c'è un momento nella vita che non ti accorgi di questo, perché sei talmente impegnata che non pensi, ma vedi, sei capace di vedere, di ascoltare, ma non vuoi né vedere né ascoltare perché i tuoi interessi sono da un'altra parte. Poi invece gli anni passano e forse riesci a vedere con occhi diversi, perché le ferite le hai provate, magari qualche ferita. Ascolti perché qualcosa ti è arrivato al cuore, può essere il Papa, ma può essere un laico, può essere la persona che hai incontrato per la strada, e il tuo cuore si apre e incominci a donare, ad ascoltare, perché anche l'ascolto è un dono. Non è mica donare fisicamente sempre, che bisogna assolutamente avere il soldo, avere la borsa. Alle volte anche l'ascolto è un bene prezioso, specialmente per la fragilità o la persona in difficoltà. Cosa dici, Telesca? Ma io dalla provocazione che ho ascoltato devo dire questo. Io le cose che ho letto le ha dette Papa Francesco, ma valgono per tutti. Ed è talmente vero che anche con il banco noi incontriamo davvero tutti. Ci possono essere persone che hanno... allora, è vero un fatto, cioè che il nostro bisogno, cioè il desiderio di bene, di felicità, di bellezza, è di tutti. Io posso avere una strada, un altro ne può avere un'altra, ma la cosa più interessante è che ad un certo punto, rispetto a questo bisogno, noi possiamo incontrare davvero chiunque. Questa è la bellezza che in qualche modo vogliamo raccontare. E che ce lo dica magari con 3 frasi il Papa è un'occasione per tutti.
Tant'è che quello che è interessante è che davvero, anche per quale motivo questo Papa in qualche maniera riesce a incontrare anche le persone le più disparate, proprio perché tocca il cuore, cioè le cose che lui dice tocca il cuore dell'uomo, perché vengono anche prima di qualsiasi come dire, posizione personale. È una bellezza, un desiderio che ognuno di noi ha. Credo che questo sia la cosa più interessante, e quello che è vero è che se si parte da lì si incontra tutti, ed è quella la cosa che a me quindi colpisce di più. Per cui grazie anche di questa indicazione. Allora andiamo a vedere anche queste immagini del Banco Solidale, questo scarico di questo camion del Banco Alimentare, le commentiamo con appunto Domenico Telesca, che ci racconterà la prossima colletta alimentare, ricorderemo i giorni, quanto durerà, come si farà, dove si farà. Allora andiamo a vedere le immagini, eccole qua le immagini di questa meraviglia che arriva. Guardate, questi sono i prodotti che arrivano al mio banco, al Banco Solidale dei Veneti Schiacciati di Rete Veneta. Guardate quante cose arrivano, sono sempre poche, ma guardate le quantità. Ecco, come funzionerà quest'anno e cosa si farà? Prego, perché ogni tanto c'è una novità. Allora, sì, diciamo che quest'anno la novità è che noi la giornata della colletta, che normalmente si faceva l'ultimo sabato di novembre, la faremo una settimana prima, il 18 di novembre. Da un lato è stata anche una esigenza organizzativa, e anche cercare di organizzarla con un certo anticipo chiaramente per noi è una fatica. Ma l'idea di fondo della colletta è quella di incontrare davanti ai supermercati la gente e proporre di fare un piccolo gesto, che è quello di acquistare dei prodotti a lunga conservazione che possano essere poi distribuiti tramite il Banco Alimentare alle associazioni che sul territorio aiutano chi è in difficoltà. Ci saranno tantissimi volontari e il Veneto è una delle regioni con il più alto numero di volontari che si impegna in questa giornata della colletta. Noi chiederemo principalmente prodotti a lunga conservazione, per cui verdura o legumi in scatola, degli esempi, polpa o passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, alimenti per l'infanzia, cioè prodotti che possano essere stoccati, conservati e ridistribuiti in maniera tale da poter arrivare il più possibile integri a chi è in difficoltà. Noi, una giornata solo? È una giornata soltanto, è il sabato. Non è, come dire, è utile, ma è soprattutto educativo. Cioè l'idea è che la giornata della colletta è un esempio per imparare a vivere tutti i giorni così. È un'occasione di un giorno, ma che può essere di aiuto a vivere così tutta la vita. Sentiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone, ben arrivato. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora Mirella, hai ragione tu che i ricchi non vogliono aiutare non chi ha tutti, la dai, fame. non tutti. Il problema dei ricchi è quello di diventare sempre più ricchi. Basta, quello è il loro problema, è il loro obiettivo. Allora, quest'estate c'è stata questa riunione della FAO, la fame nel mondo, che si occupa della fame nel mondo. Allora, i telegiornali ne hanno parlato forse un secondo, nei giornali non si è visto niente. Ma se c'è questo problema che abbiamo 1 miliardo di persone che non hanno da mangiare, come mai che c'è così poco interesse da parte della stampa di parlare della fame nel mondo? Io questo lo vorrei sapere. Poi un'altra cosa, c'è stata la riunione delle Nazioni Unite. Allora io queste riunioni le chiamo riunioni della memoria corta, perché le Nazioni Unite sono lì prima di tutto per portare la pace, e invece si vedono guerre dappertutto. È venuto qualche anno fa a Roma la FAO
un dirigente, il presidente delle Nazioni Unite. Ha detto che avrebbero portato acqua a tutti. Sono passati anni, non hanno portato acqua a nessuno, però armi ce ne sono dappertutto. Allora adesso ci meravigliamo che abbiamo l'Africa che sta arrivando, che sta scappando. Perché? Perché non hanno acqua, non hanno cibo, non hanno niente. Cosa faranno lì? Scapperanno, altrimenti muoiono. Cioè, se abbiamo questa Nazioni Unite che promette di portare acqua e non porta acqua a nessuno, vuol dire che nessuno è interessato a risolvere il problema della fame nel mondo. Sì. Perché la fame nel mondo è perché non c'è acqua. E poi ti dicono, ah, non c'è acqua. Abbiamo 3 oceani pieni di acqua. 3 oceani pieni di acqua in questo pianeta. Allora basta con questo che non c'è acqua. Basta con spendere i soldi per armi, per atomiche. Le spendiamole per mettere a posto i problemi di questo pianeta. Basta andare sulla Luna, su Marte, eccetera. Ciao Mirella, grazie. Ti ringrazio della telefonata, grazie sempre Leone di Trebasele. Telesca? Ma sicuramente le organizzazioni internazionali hanno è difficile che lavorino bene, anche perché credo che possiamo immaginare che sono realtà dove ci sono nazioni che la pensano in maniera, ognuno in maniera differente. Ed è sempre stato così, e per certi versi le Nazioni Unite sono nate col desiderio di evitare che quello che accadde con la Seconda Guerra Mondiale potesse di nuovo ripetersi. Per certi versi il mondo ci sta facendo capire che non sempre si riesce a farlo, le cose non funzionano proprio così. Però questo significa da una parte capire che c'è ancora tanto da dover fare. Dall'altro credo che questo sia anche un aspetto che deve interrogare tutti. Non è solo una questione delle organizzazioni nazionali, è davvero una questione di ognuno di noi, cioè ognuno di noi si deve sentire chiamato in causa. Perché, ripeto, quella cosa lì della disgregazione, quindi della possibilità invece al contrario di guardare alla società come una cosa viva, dove ognuno di noi può avere un compito, alla comunità, come dice Papa Francesco, richiama ma è una cosa che riguarda tutti, ma infatti è la cosa più importante secondo me, è quella di riuscire a capire che proprio per sconfiggere anche queste disuguaglianze bisogna imparare a guardarsi in modo differente. Solo così è possibile creare una comunità ed è il compito che ci è dato per ognuno. Quindi io credo che questo sia importante, perché ognuno di noi può fare nel suo piccolo una parte, e la colletta è un esempio. Leone diceva appunto abbiamo gli oceani pieni di acqua, ma noi dobbiamo anche dire che queste terre, questi popoli e questi stati vivono su delle zone ricchissime, con delle materie che noi non abbiamo, che salvano anche l'umanità, che però sono là. E vanno a prenderle là, mettendo la popolazione proprio con una schiavitù incredibile, facendoli fuggire, perché non gliene può fregare di meno di tirare fuori l'acqua. Ci sono le materie che a loro vogliono, queste pietre preziose, tutte rare, rarissime, che sono là, e sono paesi che potrebbero fiorire se si pensasse invece di valorizzare con l'uomo, con la persona, aiutando queste persone. Viene da ridere quando dicono portano questi mezzi per coltivare la terra e poi non li usano. No, è che se si rompe una vite di quel mezzo non è che la trovano più, perciò quel mezzo non funzionerà mai. Capite che iniziano a fare la casa dal tetto invece che dalle fondamenta? Cioè, capisci che c'è qualcosa che non torna e che non viene detto. Sono terre preziosissime, ma hanno talmente di tutto e di più che qualcuno si sta dividendo la torta. Questa è la verità.
un colpo è l'America, un colpo è la Cina, un colpo è la Russia, un colpo l'Italia, l'Inghilterra, tutti hanno un pezzettino di quella torta. È inutile che continuiamo a dire che non gira così, ma bisogna avere il coraggio di dirlo. Non è che scappano perché non troveranno mai da mangiare, perché nessuno ha mai pensato di dar loro da mangiare, ma solo di togliere dal sottosuolo quello che serve al dittatore che poi lo vende ai nostri paesi. Ma di cosa parliamo? Ma perché non si dicono le cose come stanno? Terre preziosissime. Andiamo a vedere anche queste immagini invece che coinvolgono la nostra Christine, molto belle, di questo settimo cielo. Vediamo queste immagini e le commentiamo. Almeno guardiamo il settimo cielo, visto che... Prego Christine, raccontiamo questa bellissima associazione, questa attività che veramente viene fatta, che è meravigliosa. Prego. Grazie di parlare della nostra associazione che lavora tanto per disabili. Vorrei comunque tornare un attimo sugli argomenti di prima. Prego. Ci sono due cose che mi sembrano importanti. Prima, non esistono soluzioni semplici per problemi complessi. E non dobbiamo pensare che noi dalla nostra prospettiva conosciamo le soluzioni per la Libia, per la Tunisia, per Marocco, non lo so, o per Siria. Non li abbiamo. Se li avessimo, bello, ma non li abbiamo. L'altra cosa è un grande pericolo e rischio è l'invidio. Non è che i ricchi diventano sempre più, sì, forse 2 o 3, ma in generale dobbiamo guardarci un po' con meno pregiudizio e un po' più, come abbiamo detto prima, con lo sguardo aperto. È vero, uno sguardo aperto che però Christine ha avuto aprendo questa associazione. È anche vero però, Christine, che l'economia è in mano a 10 realtà. Sto parlando di 10 realtà e sono le grandi multinazionali, la grande finanza, e queste realtà non riescono ad avere anche nel 2023 uno sguardo aperto, perché studiano per migliorare questa qualità di vita, invece si arricchiscono sempre di più, tanto è vero che le multinazionali hanno iniziato a pagare le tasse anche nel nostro paese l'altro giorno. Perciò diciamo veramente che qualcuno non vuole avere lo sguardo aperto, ma veramente mettersi in saccoccia tutto quello che può. E poi vedremo se rimarrà qualcosa per gli altri. Siamo senza case per gli anziani, siamo senza infermieri, siamo senza professori, siamo senza studenti, siamo senza tutto e abbiamo uno sguardo aperto. Certo che abbiamo ma chi ce l'ha lo sguardo aperto? Noi che aiutiamo, che siamo in prima linea, che anche col Covid abbiamo messo le pezze dove la politica non arrivava perché hanno rinchiusi nei loro uffici meravigliosi e non ti facevano neanche entrare. Noi portavamo a casa delle persone rischiando anche per dare dignità e mettere questa pezza che continuiamo a mettere, ma non ci vedono. Tanto è vero che ci mettono sempre più paletti, o sbaglio Telesca? Ma Adesso la questione... siamo Roots, adesso altro nome, altro giro, allora, altro regalo. Allora io è vero che non esistono, condivido il giudizio, a problemi complessi non ci sono soluzioni semplici, questo è vero. Magari la politica potrebbe fare di più, questo anche è vero. Sicuramente, ritorno a quel discorso che facevo prima, le iniziative come quelle che oggi stiamo vedendo sono comunque una risorsa da guardare e la speranza è che comunque guardando chi in maniera sussidiaria si rimbocca le maniche e fa, possa essere in qualche modo l'occasione, il sale, l'opportunità perché tutto possa in qualche modo iniziare a cambiare. Quello che è fondamentale, secondo me, è quello di mantenere lo sguardo aperto anche al bisogno. E quando questa cosa qui diventa evidente, diventa così alla luce del sole visibile,
vedo che comunque anche le istituzioni se ne accorgono e fanno qualcosa, magari di piccolo, ma lo fanno, perché l'esempio è sono quelle due leggi, la legge GAD e la legge del Buon Samaritano, quelle due norme che hanno in qualche modo agevolato anche quella che è la filiera diciamo della donazione dei generi alimentari. La GAD ancora di più, perché non si ferma solo ai generi alimentari ma anche ad altri beni di prima necessità, sono l'occasione nata dal guardare quello che succedeva e rispondere ad un bisogno piccolo, ma è stato utile. Se non ci fosse stato, probabilmente oggi faremmo ancora più fatica. Diciamo di sì, anche se speriamo sempre in uno sguardo più ampio da parte di tutti, specialmente penso che il messaggio di Domenico Telesca sia anche quello di capire l'importanza di questa giornata, il 18 novembre, di portare qualcosa, di donare qualcosa, perché se ognuno fa questa piccola goccia forse riusciremo ad aiutare ancora più famiglie. Tra il Veneto e il Friuli saremo davanti a 1300 supermercati. Io non solo invito tutti a venire il 18 novembre a fare la spesa e a donare al banco, ma invito anche a chi vuole di guardare sul sito del Banco Alimentare, andare a cercare la parte dove potersi iscrivere e diventare volontario, perché abbiamo bisogno anche di persone che ci danno una mano ad incontrare chi davanti ai supermercati vorrà darci un aiuto. Abbiamo Laura da Treviso, poi salutiamo anche Cristina. Vai Laura. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Io ho un problema qua. Io abito Piazza Donatori di Sangue, a Fiera. Prego Laura. A Fiera. E abbiamo un problema perché qua nessuno si interessa, i vigili non si interessano, non li abbiamo mai visti. E sa che qua che sei scuole, no? Sì. Ecco, noi altri, in sporca tutti i muri, i butta scoasse dappertutto, insomma che fa un disastro al giorno con le moto, perfino sotto il porticone viene ancora in moto. Noi altri non siamo tutti anziani qua, non sappiamo a chi rivolgersi, per chi viene a darne una mano. I vigili non li avremmo mai visti con tutti i telefoni che abbiamo fatto. Noi altri siamo stanchi, ma veramente. Ma chi è che si può rivolgersi per chi viene fuori, chi sta qua finché i fiori gacciapa il pullman, chi gacciapa dove chi deve andare, insomma. Ma il problema, Laura, veramente... scusa se ti chiedo, a parte lasciami il numero che poi vedo come mai c'è questa, hai fatto questa... Sì, o cosa sta il numero mio. Va bene, allora Laura poi ti richiamo e vediamo, mi spieghi bene, perché a quello che ho capito sono questi ragazzi maleducati, ecco, queste motociclette che passano che disturbano queste persone diversamente giovani. Ti richiamo Laura, grazie di aver chiamato. Allora Presidente, Cristina come ci saluta? Cosa vuole dire? Intanto rivediamo la locandina, che spero tanto che Cristina e anche Telesca siate presenti, i nostri ospiti, perché saranno 2 giornate, visto il tempo anche bellissime quest'anno. Prego Cristina. Grazie. Grazie per tutte queste opportunità. La cosa che vorrei aggiungere è l'incapacità della politica, dell'ONU, di tutto il mondo di risolvere i problemi non ci esonera di aiutare. Grazie Cristina, veramente grazie di queste parole, la ringrazio e la saluto. Aspettiamo Cristina di questa meravigliosa associazione Settimo Cielo, pensate che bello questo Settimo Cielo, è bellissimo, grazie veramente, grazie anche a Domenico Complimenti Telesca. Anche a Cristina per il suo impegno. Sì, è brava Cristina. A Domenico Telesca, referente Banco Alimentare di Treviso, grazie, pubblicità. Altri 2 graditi ospiti, abbiamo in presenza Mauro Gazzola, presidente cooperativa Chiricù di Montebelluna. Ciao Mauro, grazie di essere qui. Ciao, buongiorno. Abbiamo anche collegato, vediamo se c'è, da Schio, Giorgia Sottana. Ciao Giorgia.
Salve, Eccola buongiorno. qua, una giocatrice di basket, una professionista numero 1, grazie veramente di essere qui e parleremo di tante cose questa mattina, di tanti tabù, di tante polvere sotto il tappeto, vero Giorgia? Che qua è facile mettere la abbastanza. polvere sotto il tappeto invece di alzare il tappeto, perché è molto più semplice. Allora io inizierei proprio da Mauro Gazzola. Abbiamo sentito Domenico Telesca, abbiamo sentito Christine Freund, proprio sull'importanza di fare comunità, l'importanza di conoscere, di ascoltare, di capire che non c'è il diverso, c'è una persona di fronte con un proprio cervello, un proprio cuore, una propria anima, il proprio io. Prego Mauro. Assolutamente, questo è un tema che oggi è di estrema attualità. Credo che la crisi che il nostro territorio stia vivendo, la più importante, sia proprio una crisi di comunità. Non a caso nel nostro lavoro quotidianamente incontriamo bambini, famiglie, genitori e uno degli elementi che più vanno ad incidere sull'isolamento di questa famiglia è proprio la crisi di comunità. Sono famiglie che non hanno una rete, che non hanno un supporto e dove manca vai proprio a vedere come anche per quei bambini, per quelle bambine c'è una difficoltà maggiore ad accedere alle stesse opportunità che hanno gli altri. Anche ieri sera abbiamo avuto un convegno a Trevignano, qui in provincia di Treviso, sulla giustizia riparativa e quello che è emerso è proprio come questo tema sia proprio legato alla comunità, il fatto di creare sinergie tra le persone e di avere non tanto magari ognuno il proprio interesse, ma avere un obiettivo comune e questo è un obiettivo che secondo me la politica dovrebbe avere al primo posto. Sentiamo come commenta Giorgia Sottana, soprattutto, ecco, io vorrei parlare di questa lettera aperta, Giorgia, a chi odia, che ne ho parlato anche prima, di non capire, non ascoltare. Ecco, io ho fatto queste 2 giornate all'ippodromo di Sant'Artemio, dove ti invito con la tua compagna, mi farebbe molto piacere averti ospite, perché ho inserito soprattutto lo sport senza barriere. Questo è il titolo che ho voluto dare, la seconda edizione, per abbattere soprattutto le barriere mentali, queste barriere che impediscono una dignità, un vivere quotidiano sereno. Prego Giorgia. Ma sì, credo che giustamente viviamo in un paese che spesso ci inculca delle idee che ci chiude un po' la visuale e non ci permettono di aprirla. Io mi ritengo una persona molto fortunata perché con lo sport che faccio e anche per la persona che sono io ho sempre avuto molto interesse nel capire gli altri e soprattutto ho viaggiato molto e quindi ho visto tanti altri paesi e come si vive in tanti altri paesi. A me quello che più mi spaventa ad oggi è vedere come le persone trovano facile imboccare la via dell'odio invece che imboccare la via del dialogo. È normale che nel mondo ci siano persone che hanno vite diverse, visioni diverse, idee diverse, ideologie, valori diversi. E purtroppo o per fortuna questo ci rende unici e speciali e ci rende anche appunto interessanti agli occhi degli altri. Io spero che onestamente la gente che ci guarda oggi, ma anche la gente che mi ascolta e che mi segue, capisca che nella diversità ci siano comunque cose belle e interessanti da capire e da fare nostre. Molto belle queste parole Giorgia, soprattutto perché fanno capire la sensibilità, ecco, l'amore, perché stai aprendo il cuore a una persona del tuo stesso sesso ma che tu ami, una persona che condividerà con te i tuoi progetti, il tuo futuro. Ecco, io ho avuto un prete che mi piacerebbe veramente fartelo conoscere, che ha finito con una frase pazzesca, violenta, improponibile: Dio, patria e famiglia. Sentissi cosa ha detto il prete nella chiusura di questi 3 nomi, perché è indignato, è sconvolto di quello che sente. Ecco, non si può più continuare a tacere o a nascondersi dietro un dito, non si può più. Bisogna saper ascoltare, aprire la mente come abbiamo detto prima
e capire la persona che hai di fronte chi è, aiutarla, a supportarla, perché è il futuro questo, è inutile, il mondo va avanti, c'è sempre stato, sempre ci sarà, però adesso, specialmente da parte dei giovani, io ho molta fiducia nei giovani, le cose cambieranno perché hanno la mente aperta e c'è uno zoccolo duro però ancora che dobbiamo abbattere, Giorgia, però un po' alla volta, un passetto alla volta, proprio come con la pacatezza con la quale vi proponete, parlate, con l'esempio che date. Tu sei una grande professionista, hai fatto lo sport una disciplina con delle regole ben precise, le hai sempre rispettate. È questo che forse dobbiamo capire e imparare da voi. Abbiamo Marisa da Dolo. Ciao Marisa. Buongiorno a voi tutte e due. Io dico, approvo quanto ha detto la signora lì, però io dico una cosa, la società oggi non ha più amore, non ha sensibilità, perciò arriva a queste azioni tanto disoneste e ci fa cadere le braccia, che siamo caduti così tanto in basso col sentimento, con la comprensione. Adesso passo al mio intervento breve, sarò concisa. Attenzione, questi soldi del PNR dovrebbero essere stati impiegati, penso io, non tanto per la fibra, quanto per mettere in sicurezza i ponti, i corsi dei fiumi, per il semplice fatto che fra poco, diciamo non lontano dopo un mese, potrà venire inondazioni. Come mai? Perché il verde che è ad ridosso dell'acqua intralcia il corso dell'acqua e allora avremo inondazioni e rottura di argini, spese che dovremo sostenere noi italiani. Quindi questi soldi che l'Europa ci ha dato dovrebbe essere stato impiegato per lavori più utili, non per la fibra che può servire a un centinaio forse di ditte. Ha capito cosa voglio dire? Ecco, quanto ha detto la signora mi piace molto ed è vero. Andando a vedere altri mondi conosciamo le società, perché ci misuriamo con gli altri, ma la gioventù oggi non tende a fare queste cose, capito? Chiudo e la saluto, la ringrazio della gentilezza di avermi ascoltato. Ci mancherebbe, grazie a te Marisa della testimonianza molto importante, è una testimonianza che fa capire l'importanza anche di ascoltare e non di sentire, che è una cosa diversa. Allora Mauro, come commenti anche le parole di Giorgia? Beh, io credo che assolutamente è una battaglia che va portata avanti con coraggio, ed è apprezzabile che ci siano persone che hanno coraggio proprio anche di esporsi in questa cosa in prima persona. Mi viene da dire però anche una cosa, oggi siamo in un clima e con strumenti molto potenti di comunicazione dove effettivamente si sente tanto rumore per alcune cose, nonostante ci siano anche di poche persone che odiano e che fanno il male, hanno una risonanza molto importante, no? Quando ce ne sono moltissime altre, io lo sperimento ogni giorno, che nel quotidiano, senza fare tanto rumore, lavorano per il bene, per l'aiuto agli altri, lavorano per la giustizia, ecco. Quindi io credo che purtroppo queste persone fanno meno rumore, si fanno meno sentire. Ecco, probabilmente anche tutti noi che forse lavoriamo su questa direzione dovremmo fare un po' più di rumore e dire la nostra, come ha fatto anche la nostra ospite Giorgia, ecco, assolutamente. E penso che questo vada abbinato però anche a una giustizia sociale. Ci sono tante discriminazioni che partono anche da situazioni di povertà, di ingiustizia, e un bambino, una bambina che cresce in un ambiente ingiusto, dove non ha le stesse opportunità degli altri, perché purtroppo stiamo diventando un paese dove bisogna avere la fortuna di nascere su una famiglia benestante, se no non hai le stesse opportunità degli altri, e un bambino non può decidere, non può scegliere che opportunità avere. Un bambino che si trova in questa situazione ha ad alte probabilità di essere anche vittima, no, di situazioni di discriminazione, o lui stesso farsi promotore di una situazione così per rivendicazione, insomma. Abbiamo Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, buona giornata a tutti. Allora, nel nostro sistema la povertà viene vista come sfiga, te puoi diventare miliardario come te puoi diventare poveretto, e vorrei capire cosa imposta giustizia riparativa, perché per capirci l'ultimo grosso che abbiamo visto, infortunio sul lavoro dei 5 operai che aggiustava le rotaie del treno,
adesso si incontra uno con l'altro, fra 10 anni forse che ha risolto qualcosa, come può essere che una ditta che faisse che non vedai TFR, tutte che robe là che ora paga l'Inps, ma qua va avanti 10, sempre aspettando 10-20 anni, qua va avanti 10 anni, se questo dà con dispiacere della vita che uno se è giovane o più, che se uno ha fioi, come se che fa i fioi avere opportunità di andare avanti, insomma, soffrendo anche il meno possibile la perdita della persona cara. Dove c'è tante scelte, insomma, ecco. Per questa giustizia riparativa vorrei capire di cosa si tratta. Grazie, buona giornata. Ciao Mirella. Ciao Paola, anch'io vorrei capire la giustizia riparativa. Prima cosa se c'è giustizia e poi se si può riparare a certi delitti, a certi femminicidi, a certe violenze. Ecco, si può riparare a certe frasi, perché non fa male solo, ecco, fa male anche a livello psicologico, basta una parola per rovinarti la giornata, che ti rimane in quell'orecchio. Sbaglio Giorgia, tutto il giorno, che la risenti. Concordo. Tutto il giorno, che non riesci a mandarla via perché ti ha ferito profondamente, nell'indifferenza magari generale, magari anche con qualche sorrisetto. Forse però Giorgia, proprio il metterci la faccia, come diceva Mauro, parlare, perché noi abbiamo bisogno di questo, cioè il dialogo, l'ascolto. Io quando ho detto quel bambino sulla spiaggia che è proprio morto, quelle persone che telefonano, che non vogliono vedere il diverso, non vogliono capire, forse quel bambino l'avrebbero salvato se fossero stati là e se lo sarebbero portati anche a casa. Ecco, l'immagine, l'ascolto, il dialogo, ecco, questo secondo me è il futuro, conoscerci, ascoltare. Prego Giorgia. Sì, il problema è, mi collego a quello che ha detto il signor Mauro, che l'odio fa più rumore del bene, e mi sono trovata spesso a pensarla allo stesso modo, perché anch'io in prima persona, oltre a essere una giocatrice di basket, sono una volontaria, faccio volontariato in Africa, faccio cose per i bambini, faccio camp per i giovani, faccio 1000 cose al di là di quello che è la mia professione, però ultimamente tutti mi stanno semplicemente chiamando perché appunto ho annunciato che con la mia compagna stiamo aspettando un figlio, e questo ha scatenato 2 milioni di polemiche. Vedi che io non l'avevo detto, ti ho lasciato libera di parlarne o meno, vedi che ti ho lasciato libera. Grazie, però questa cosa mi ha fatto molto, mi ci ritrovo molto nelle parole che ha detto Mauro, perché effettivamente è così, cioè puoi fare 2 milioni di cose buone, però appena fai una cosa che scatena la polemica, allora tutti che si fiondano a parlarne. Purtroppo è così. Io rimango dell'idea che al di là di tutti i problemi che si possono avere nel nostro paese, c'è un problema che mi spaventa moltissimo, più di tanti altri, ed è appunto quello che è estremamente facile odiare. È estremamente facile dire una parola cattiva piuttosto che fare un'azione buona. E prima la signora di prima, Christine, se non mi sbaglio, alla fine ha detto che l'incapacità politica del mondo non ci deve esonerare da fare del bene, e questo dovrebbe far pensare la gente, al di là del giudicare, al di là del puntare il dito, al di là di pensare di sapere come gli altri devono vivere la propria vita, perché alla fine si tratta di questo, di dire agli altri come devono vivere la loro esistenza. Bisognerebbe pensare di più a far del bene. Questo è il mio pensiero profondo a riguardo di tutto quello che sta succedendo oggi nel nostro paese. Mauro, come commenti? Beh, assolutamente che questo è anche un processo culturale da apprendere, cioè il fare il bene non è un dato di fatto, non si nasce automaticamente capaci di fare il bene, abbiamo visto che la storia ci ha insegnato tante volte il contrario, no? Però è un apprendimento, è un processo, è un punto di arrivo. Diventare adulti capaci di questo richiede che non solo
i genitori, le famiglie siano organizzate anche nel trasmettere questo tipo di valori, ma le istituzioni stesse. I nostri figli passano la maggior parte del tempo, da quando comincia la scolarizzazione, in strutture, in ambienti diversi dalla famiglia, la scuola, le associazioni, le attività sportive, e tutte queste un po' alla volta dovrebbero iniziare ad avere anche un orientamento comune rispetto a questo tipo di atteggiamenti. Per esempio noi da tempo stiamo anche supportando alcune società sportive per soprattutto gli allenatori, per cominciare ad apprendere anche delle basi rispetto agli atteggiamenti educativi più importanti da avere anche rispetto agli allievi, rispetto ai giocatori e alle giocatrici, insomma, ecco, perché siamo tutti molto più attenti oggi che anche i nostri figli facciano delle buone esperienze comunitarie. Allora andiamo a vedere anche questo video che ci ha portato Mauro Gazzola. Ci sto a fare fatica. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. Super, super, superstars are we, the ones who have the power. We are the superstars, super, super, superstars are we, the ones who have the power. We are the superstars. Damn, your girl so fine, but her breath is like woo. She say she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star. Woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Woo. I'm Steph Curry, when I hit the three, I hit the woo. Giorgia Sottana, ci sto a fare fatica, cade a pennello con l'attività che veramente viene svolta da gran parte dei giocatori, dei professionisti, ma soprattutto l'impegno e le regole, disciplina. Questi ragazzi, prima ho ricevuto delle telefonate che si comportano male, ma non sono tutti i ragazzi, sono pochi rispetto a quelli invece che si comportano bene, ma però l'attenzione è là. E se siamo sempre là, la parola che fa scoop, il ragazzo che fa scoop, ma è uno. Io ho detto sempre, quando vediamo questi video, dico anche a Mauro, vediamo tantissimi ragazzi ma che fanno a cazzotti, poi sono in 2, in 3 al massimo, però noi vediamo questa marea, aiuto, aiuto, guai uscire di casa. Sono messaggi devastanti. Noi abbiamo bisogno di messaggi positivi, ma come si fa a parlare di sport che in classe si fa 2 ore di sport a scuola? Adesso 2 ore, prima era 1 ora. Ma come si fa a parlare di discipline sportive che costa carissimo? Io ho fatto queste 2 giornate dove sarà tutto gratuito, anche l'iscrizione, proprio per dare la possibilità a questi ragazzi. Poi Mauro ha fatto anche un sondaggio, ascoltate bene quello che hanno detto. Vogliono fare queste cose, vogliono una scuola che li intrighi di più, non solo didattica, vogliono un dopo scuola, al pomeriggio essere impegnati, lo dicono, ma cosa si fa? No, barriere, paletti. Cosa vuoi dire, Giorgia? Ma allora, io penso che sicuramente la vita è cambiata rispetto a quando ero più giovane io, quando avevo 15-16 anni io, ormai sono 20 anni, mi fa quasi paura dirlo, ma purtroppo passa il tempo anche per me, però sicuramente è cambiata, perché non possiamo negarlo, perché comunque le tecnologie che ci sono adesso sicuramente spingono i giovani a restare più, passatemi il termine, chiusi, e soprattutto hanno un accesso alle informazioni che è molto più rapido rispetto a quello che potevo avere io al mio tempo. E soprattutto io onestamente devo ancora capire se i giovani in questo momento sono disposti davvero a fare fatica, perché mi rapporto con tanti ragazzi giovani e devo essere sincera che non trovo sempre terreno fertile nel voler far fatica, però penso anche, come ha detto Mauro, che ci sia bisogno che tutto il sistema aiuti loro a volerla fare, a partire dalla scuola fino alle associazioni sportive. Poi qui si potrebbe aprire un capitolo
incredibile per quanto riguarda il nostro sistema scolastico, ma anche per quanto riguarda la capacità e soprattutto le possibilità delle associazioni sportive di fare sport dove, come e quando vogliono, perché ci sono poche strutture, perché ci sono pochi professionisti che vogliono impiegare il loro tempo in palestra o al campo di calcio o dove sia, e quindi insomma si aprono veramente dei capitoli importanti che però purtroppo hanno un'influenza importante nella nostra società. Mauro Gazzola? Qui spalanchiamo una porta enorme. Sì. Finalmente nella Costituzione è stato inserito anche lo sport. Finalmente l'abbiamo sentito Speriamo ieri. che un giorno diventi anche gratuito per tutti quanti, perché è fin dalla tenera età per tutti, per avere la possibilità, perché è estremamente costoso. Le società fanno fatica e non hanno strutture. Io credo che se fosse per me io la metterei come attività all'interno proprio degli ambienti di vita dei ragazzi, collegate alla scuola, ma un'attività importante per tutti quanti, l'attività sportiva come l'attività associativa o anche altri tipi di attività socializzanti. È chiaro che l'attività sportiva è anche una cosa che mi appassiona, ma Giorgia ha detto benissimo, nel senso che se ne parla tanto, ma poi nel concreto siamo ancora fortunati che il nostro territorio comunque è ben fornito, perché in altri è veramente difficoltoso. Ti dicevo prima Mirella che noi abbiamo fatto tutto un lavoro di attività educativa nelle strade con i ragazzi, soprattutto delle classi superiori, insomma, e abbiamo fatto un sondaggio qui in molte scuole superiori della provincia di Treviso. 2800 questionari erano anonimi, scuole superiori di vario livello. Ai primi 3 posti su cosa i ragazzi vogliono e le ragazze vogliono essere coinvolti c'è al primo posto lo sport, l'arte e la cultura e l'aiuto agli altri e i beni comuni. Questo sono questionari anonimi, no? Questo ti porta a una visione di questi ragazzi che hanno voglia di futuro, no? A scapito di come vengono raccontati molto spesso, perché qualcuno vive un disagio e poi lo manifesta in maniera disfunzionale nel territorio, no? Però quelli fanno molto rumore purtroppo, questa è. Però Giorgia, dobbiamo anche capire che anche noi dobbiamo guardare queste persone che sono persone in modo diverso. Io continuo a parlarne tutte le mattine ormai da anni, ma lo ripeto sempre, non mi stancherò di farlo, che finché continueremo e continuiamo a chiamare la persona diversamente agile come la chiamo io. Prima li chiamavamo mongoloidi, handicappati, disabili, diversamente abili, non ne veniamo fuori. Drogati, delinquenti, spacciatori, gay, omosessuali, e non ci rivolgiamo alla persona che ha un nome e il cognome e faremo comunità, noi non andremo da nessuna parte. Noi dobbiamo assolutamente iniziare a chiamare queste persone col loro nome, perché finché continuiamo, io mi sono alzata a un convegno di Special Olympics che c'era la ministra Bonetti della famiglia, non si era mai sentito in tutta la giornata la parola disabile, mai. Si parlava di inclusione, di tutto. Arriva lei, la prima parola che usa, saluto i disabili. Io mi sono alzata, sono uscita, perché chi mi conosce sa che carattere ho, avrei rovinato sicuramente, forse poi mi sono anche pentita, perché non è possibile. Non è possibile. Ma come? Tu senti questa persona meravigliosa, l'abbiamo sentita anche ieri, che dice voglio sposarmi, perché lui si sente normale. Sono gli altri che lo vedono diverso, ma lui non vede la sua diversità e per lui è normale dire voglio sposarmi. Capite che io faccio fatica a trovare questi muri, che sono i muri che dovrebbero invece aiutare, supportare, perché è là che parte tutto. Perché se tu non mi lasci entrare nelle scuole, non mi fai portare questi ragazzi, accompagnarli in percorsi meravigliosi che è quello del volontariato. Abbiamo sentito Telesca, me l'ha detto fuori dalle telecamere, ma ve lo dico io, tanto sapete che io vi racconto tutto. I professori non vogliono.
perché c'è la didattica. Ma questo ragazzo vivrà solo di didattica nella vita. Allora poi lo troviamo il sabato pomeriggio che magari fa delle cose incredibili perché hanno questa energia che la tirano fuori nella maniera sbagliata, perché nessuno gli indica la strada giusta. Non è che possiamo farlo noi ed essere dappertutto, Mauro. È la scuola, è l'insegnamento, è la famiglia, poi noi possiamo supportare. Come dice Giorgia, con le attività che fa, andando anche in paesi lontani per far capire l'importanza di aiutare queste persone che non hanno niente. Ma non si può, perché ci mettono i paletti, Giorgia. Continuano le persone che dovrebbero invece aiutarci a sfondare questi muri a metterci davanti, perché politicamente non appartieni a quella corrente. Ragazzi, perché fisicamente magari non hai i numeri per fare quello che vorresti fare, hai bisogno di tanti, ma ci sono i campanili, ognuno no, guai tu fai le tue cose, che io faccio le mie, stammi distante. Cioè ragazzi, non andiamo da nessuna parte. Cosa ne pensi, Giorgia? Io credo che ci sia un pochino di, mi perdonerete se uso questa parola forte, ma un pochino di ignoranza culturale, nel senso che alla fine siamo degli individui che hanno una libertà di poter istruirsi, informarsi e cercare le informazioni e non fermarsi alle prime cose che si sentono e si leggono. E questo credo che sia fondamentale da comprendere, perché è sempre facile incolpare la classe politica o insomma chi deve gestire uno Stato, che credo che non sia per niente facile. Ma mai ci chiediamo cosa possiamo fare noi, come posso comprendere, come posso imparare, come posso informarmi di più su... no, qua ti fermo, Giorgia, calma. Allora io per dire che qualcuno può dire mi metto in politica, cioè cerco di dare il mio supporto, perché ci credo, perché ho voglia anche i giovani di fare qualcosa, come dici tu, per aiutare. Ma tu pensi che sia facile? Tu pensi che sia così facile cercare di migliorare, che ci hanno tolto addirittura la preferenza e non possiamo neppure votare chi vogliamo noi per arrivare alla stanza dei bottoni, perché è là che ci si gioca il tutto, è inutile che ce lo diciamo, è là che ci si gioca il tutto. Allora tu mi togli la preferenza, io eleggo una persona anche a livello amministrativo sperando che diventi assessore, poi mi arriva dall'alto una persona che non ha preso nessun voto, ok? E quella diventa anche assessore, e quella che ho votato io perché la conosco e del territorio me la lasci fuori. Sono messaggi devastanti per chi vuole fare qualcosa. E poi naturalmente la gente si allontana sempre di più, compresi i giovani. Ma chi me lo fa fare? Dove trovi i giovani? Con gli animali? Là li trovi perché si fidano. Quando parli di ambiente, perché gli interessa il loro futuro. Però parlare dei politici ai giovani, chi è quello, mi dicono? Mirella? No, sono d'accordissimo, concordo al 100% con quello che ha detto lei. Forse mi sono sicuramente spiegata male. Quello che intendevo io è che quando ci si accanisce contro la classe politica, e lei sa bene che comunque per quello che sto vivendo io, questa classe politica che c'è adesso sicuramente non mi aiuta, credo che ci sia anche una piccola parte di responsabilità nostra nell'informarci delle cose che succedono, delle leggi che vengono proposte, dei diritti che vengono negati oppure vengono dati, cosa che invece a volte ci si ferma semplicemente davanti alla propaganda che viene fatta e non si va più a fondo in quello che ci viene raccontato, che spesso purtroppo sono delle frottole. E su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo. Semplicemente dicevo questo, di non credere a quello che ci viene detto senza magari informarsi un po' più a fondo. Ecco, tutto qua. Mi collego solo un'ultima cosa con quello che stava dicendo prima Mauro sul fare del bene, e che io credo molto in questa cosa.
è che se si aiutano i giovani a trovare il modo di fare del bene nel mondo, il bene credo che sia un ciclo ecologico, più bene fai, più ti senti bene e più sei disposto a fare del bene piuttosto che a fare del male, e quindi credo che bisogna insistere molto in questa cosa. Infatti grazie Mauro per quello che fai tu con la tua associazione. Sì, è bravo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Padova, figli e coppie gay Benciolini. Andiamo a sentire, poi lo commentiamo con Giorgia Sottanna e Mauro Gazzola. Finché qualcuno non ci dice che non si può fare in modo esplicito, noi possiamo fare, perché ricordiamo che comunque in assenza di norma siamo invitati proprio dalla nostra Costituzione a guardare all'elemento superiore. In questo caso la nostra Costituzione ci chiede la non discriminazione, la salvaguardia dei diritti tanto più dei minori. L'assessore ai servizi demografici Francesca Benciolini, come il sindaco Giordani, tira dritto, forte dei valori espressi nella Carta Costituzionale. Finché sarà possibile, il Comune di Padova continuerà a registrare i figli di 2 mamme, come sempre è stato fatto dal 2017, non per sfidare la Procura o la Prefettura, ma in virtù proprio di questo vuoto normativo che di fatto lascia nel limbo i figli delle coppie omogenitoriali. Si registra e poi entro le 48 ore, essendo materia non normata e secondo il regolamento di Stato civile, noi abbiamo sempre dal 2017 in poi notificato alla Procura e passato gli atti alla Procura. Questa è la normale trafila che il Comune di Padova ha sempre seguito proprio in rispetto alla normativa. 33 i casi padovani che ora la Procura sta vagliando. Quello che avviene adesso è che la Procura valuterà gli atti e poi deciderà, come è legittimo che sia, se vuole chiedere un giudizio su questa cosa, e a quel punto, caso per caso, cioè non c'è una questione, diciamo, del pacchetto dei 33 casi, ma caso per caso il giudice dovrà decidere se eventualmente vorrà rettificare gli atti che sono stati registrati. In caso di annullamento, le coppie omogenitoriali potranno ricorrere all'adozione per casi speciali, una trafila però molto lunga e pure costosa. Le famiglie arcobaleno singolarmente potranno anche fare ricorso, molte stanno già iniziando a studiare come fare. Non è mai comunque il Comune che va ad intervenire, perché nel caso venissero rettificati degli atti, saranno le persone che sono coinvolte in quegli atti che devono intervenire ed eventualmente appellarsi. Abbiamo Alberto da Bassano in linea. Ciao Alberto. Ciao Mirella, ciao e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo confermare che anch'io sono d'accordo con te che c'è un po' un fallimento, no, della politica. Allora volevo chiedere al Presidente Gazzola, ma se la politica non funziona, noi cittadini come facciamo a intervenire? Dobbiamo appoggiarci alle realtà come Chiriquù? E se sì, come facciamo a sostenerle, a aiutarle? Perché non tutti possono avere il tempo di fare i presidenti, anche se l'associazione mi lavoro tanto e quindi... però come facciamo a aiutare sti ragazzi a cambiare stile di vita e insomma tirare fuori al meglio che ha? Ecco. Grazie mille. Grazie a te Alberto. Prego Mauro Gazzola. Bella sta telefonata. Come faccio io? Come posso aiutare questi ragazzi? Allora, la politica è un'attività che facciamo in comune per il bene di tutti. Questo è il vero senso della politica. Poi ci sono anche i politici, no? E tante volte ci sono lì persone anche con interessi personali o di partito. Io credo che la prima azione da fare sia nel territorio aggregarci anche con compagni di viaggio diversi. Non sempre non solo stare con i nostri, ma nel momento in cui noi effettivamente, come diceva anche Giorgia prima, operiamo per il bene del nostro territorio, sicuramente troveremo tanti compagni di viaggio inaspettati che non pensavamo di avere. Io credo che ovviamente cooperative come le nostre hanno sposato e hanno fatto del loro lavoro questo obiettivo e quindi lo facciamo a tempo pieno, 24 ore su 24 mi viene da dire, perché noi ormai operiamo veramente
dappertutto in questo senso, però anche noi, il nostro scopo è quello di coinvolgere nella nostra mission, nel nostro obiettivo, genitori, ragazzi, ragazze, adulti, anziani, persone che incontriamo di tutte le estrazioni e di tutti i tipi. Insomma, questo è il vero obiettivo. Noi non possiamo, noi non accettiamo, io dico sempre, non sono mica figli miei, cioè io non accetto la delega, io lo sto facendo a nome della collettività, a nome di tutti. Per la comunità. Per la comunità. Ah, sì. Giorgia Sottana, come commentiamo anche il servizio che abbiamo sentito, questo assessore, il sindaco di Padova che vanno avanti, la Costituzione è chiara, prego. Ma lo commenterei ridendo onestamente, perché a questo punto mi viene da sorridere, perché di fondo il governo cosa sta facendo? Ci sta obbligando, cioè, per diventare genitore hai due strade, o quella del certificato di nascita redatto con il nome delle due madri e o due padri, o l'adozione per casi speciali. Il risultato finale è lo stesso, solo che percorrendo una strada ci si mette 1 anno e mezzo con un immenso investimento di energie mentali, fisiche e soprattutto dispendiose, e l'altro in realtà è un diritto che ti viene dato immediatamente come dovrebbe essere. Risultato finale uguale, solo che una strada ci si mette 7 anni e l'altra ci si mette 2 minuti e mezzo. Quindi io non riesco a capire il perché ci sforzano a fare questa cosa lunghissima, quando alla fine il risultato è esattamente lo stesso. Cioè, è questo che non riesco proprio a capire, a concepire, anche perché adesso le adozioni per casi speciali, le adozioni in generale, una volta che te le approvano, mentre prima c'era tutta una differenza rispetto a genitore, passatemi il termine, vero e proprio, redatto nel certificato di nascita, a genitore adottivo, adesso invece i diritti finali sono esattamente gli stessi, quindi non cambia assolutamente nulla. Quindi io non riesco a capire questa cosa, non riesco a capire la motivazione del perché ci costringono a fare un percorso infinito, dove mi sento anche di dire che se una coppia omogenitoriale decide di perseguire la voglia e il desiderio di creare una famiglia e di avere un figlio, c'è un percorso prima da fare, non è che si va al supermercato e si compra, cioè è un percorso comunque che già richiede un dispendio mentale di energie e tutto, perché è comunque, cioè, non è che ti viene dato così a caso, lo chiedi e te lo regalano. Mi sento di far chiarezza anche su questa cosa qui, cioè c'è un pensiero dietro, c'è veramente un desiderio, c'è una voglia, c'è un percorso importante che poi ti allungano, semplicemente non si sa bene il perché. Posso dire una Mauro, cosa su prego. questo? Sì, io credo che in tutto questo dibattito in generale io non sento sempre parlare di politica, di adulti, di ideologie, di tante questioni, ma mai che sento mettere al centro i bisogni del bambino e della bambina. Questa secondo me è la cosa più grave, cioè il diritto che ha questo bambino e questa bambina di avere una situazione stabile, di essere accudito e di avere una prospettiva davanti con delle persone che gli stanno volendo bene. Questa secondo me è la questione anche per tanti bambini che già vivono in famiglia omogenitoriale o di altro tipo, insomma, ecco, e c'è sempre un dibattito che non mette mai al centro. Se noi imparassimo a decentrarci e a mettere al centro l'elemento più debole e il suo interesse prioritario, cioè il suo bene, forse troveremo delle soluzioni in breve tempo senza tanti cavilli poi giuridici che servono solo a discriminare. Concordo, Prego, concordo Giorgia, perfettamente. prego. No, concordo al 100%. Ovviamente questo è un argomento che mi tocca in prima persona, perché appunto sto per diventare madre, ovviamente questa cosa mi tocca. E per me tutto il mio pensiero di come affrontare tutti questi cavilli, come diceva Mauro, è qual è il bene per quello che sarà mio figlio o mia figlia. Cioè, sto semplicemente cercando la strada migliore per non creare un disagio o non creare una mancanza, ma purtroppo questa mancanza ci sarà, perché nel percorrere l'adozione
c'è un gap di un anno e mezzo, dove mia figlia o mia figlia avrà un genitore soltanto, dove se io dovrò portare all'asilo nido dal dottore, devo andare in giro con la delega in mano di mia moglie. Ma stiamo scherzando? Cioè, per me è assurdo, cioè è assurda questa cosa. Io con Kim ci sto da 10 anni, cioè non da un giorno, sono 10 anni che io e Kim stiamo assieme, quindi è un pensiero maturato, voluto, ricercato, abbiamo un'età in cui siamo due persone adulte, mature, che sanno quello che stanno facendo e che, ripeto, hanno fatto un percorso per arrivare a questo. E io non riesco a credere che dovrò andare in giro con la delega. Sapevamo che sarebbe stato così, quindi coscienti anche di questa cosa qui, però questo non ci fermerà, cioè nel senso, se al di là di tutto la politica vuole fare tutti questi giochini e questi intrighi per renderci la vita più difficile, mi sento di dire che se due persone vogliono creare una famiglia, al di là di tutto, lo faranno esattamente come due persone etero che vogliono creare una famiglia, che magari non hanno le risorse economiche adatte o che magari arrivano a malapena a fine mese, ma comunque vogliono creare una famiglia, lo faranno e troveranno il modo per mandarla avanti. Io credo che l'importante è che ci sia dell'amore all'interno di quello che sia quella che chiamiamo famiglia. Quella è la cosa che deve essere imprescindibile per quanto mi riguarda. Adesso vi porto allora a Treviso e sentiamo figli, coppie gay. Andiamo a sentire e poi commentiamo naturalmente, perché bisognerà pur parlarne e ascoltare. Andiamo a sentire. Sono molto felice delle dichiarazioni che ha reso Mario Conte e parliamoci chiaro, è la scoperta dell'acqua calda, cioè le famiglie omogenitoriali sono discriminate, però che a dirlo sia un sindaco della Lega capiamo che insomma è un passo avanti, io lo definirei così. Le prime dichiarazioni in materia erano state fatte ai nostri microfoni, da lì la nascita di un vero e proprio caso nazionale con Mario Conte, sindaco leghista di Treviso, portato a esempio dalla comunità LGBT come simbolo di inclusione e contrapposto a Salvini. Non ci sono figli di serie A e di serie B, aveva detto Conte, che poi ha comunque specificato di volersi attenere alle leggi. L'Anci Veneto, presieduta proprio dal primo cittadino trevigiano, starebbe preparando a tal proposito un vademecum, una questione complessa collegata solo in parte alla gestazione per altri. Si continua a mettere in mezzo la maternità surrogata o la cosiddetta gestazione per altri, ma ci dimentichiamo sempre che le statistiche dicono che sono 8 coppie su 10 sono eterosessuali che ricorrono alla gestazione per altri, quindi quando si parla di gestazione per altri per spostare il dibattito e creare tra virgolette l'allarmismo rispetto a una pratica che non piace a molte persone, in realtà lo si sta facendo a danno di tutti gli altri che invece sono nati per esempio con la procreazione medicalmente assistita eterologa fatta all'estero. Insomma, la realtà è variegata, tante famiglie cambiano anche nel tempo. Come ci sono le famiglie ricomposte, cioè capita spessissimo che ci siano famiglie che si creano perché da una precedente relazione ho avuto un figlio o una figlia e poi inizio una relazione con una persona dello stesso sesso e quel minore cresce in quella famiglia. Cioè di fatto si viene a creare un rapporto di genitorialità anche con il compagno o la compagna del genitore dello stesso sesso. Come commentiamo, cara la nostra Giorgia Sottanna, queste parole, questo sindaco della Lega che però apre veramente una cosa veramente che fa riflettere, perché stiamo parlando di persone, ognuno ragiona col proprio cervello, indipendentemente anche alla politica che appartiene, ed ecco la politica che c'è sempre. Prego Giorgia. Beh, è bello, è sicuramente un bel passo avanti, come ha detto l'avvocato che avete intervistato prima, che comunque un esponente della Lega si apra a questa cosa, perché ovviamente non ce lo si aspetta da uno della Lega, per quello che c'è stato passato negli anni come loro pensieri. Quello che mi fa più specie è che spesso, sentendo ovviamente e anche spiegando come io e Kim siamo arrivati ad avere tra pochi mesi un figlio o una figlia, è il fatto che
spesso si indica questa pratica solo per le coppie omogenitoriali, ma io mi domando, no? E me lo domando spesso e volentieri, ok, per noi è impossibile nascondere il fatto che questa cosa, che avremo un figlio tramite procreazione assistita, no? Quindi facendo un'inseminazione, ma quante coppie dello stesso sesso ricorrono a questa pratica e non lo si saprà mai, quindi di fondo c'è sempre solo un genitore biologico e l'altro non lo è. Cioè, quindi ripeto, si aprono delle questioni che si potrebbe parlarne per 100.000 anni di fila. Il punto fondamentale è quello che ha detto Mauro prima: qual è la cosa migliore per i nostri figli? Qual è quello che gli dà più sicurezza, più diritti e che li porta al mondo, nel mondo più sicuro, circondati da due persone che possono prendersi cura di loro al 100%. Questa secondo me è la questione che deve essere al primo posto, al di là di tutto il resto. Allora, intanto che ti ascoltavo, Giorgia, ho guardato nel mio cellulare, perché una cosa importante che volevo dirti, volevo dire anche a Mauro e salutarlo anche da parte di tutti noi, che è Luca Trapanese. Luca Trapanese, che è diventato assessore sociale a Napoli, che è un uomo gay, che ha adottato una bambina Down, che l'ha portata, ecco, e l'ha fatta vedere alle nostre telecamere. L'ho invitato, Alba, anzi saluto tantissimo, veramente Luca, ti ringrazio di cuore, ci messaggiamo sempre. Non è arrivata, Giorgia, una telefonata contro Luca di quello che stava raccontando. Allora io sono convinta che anche ascoltarvi, sentire, vedere questa adorata bambina che nessuno voleva perché aveva la sindrome di Down, perché come ha detto Giorgia, si va al supermercato oppure dove vendono giocattoli e si prende il cicciobello. Qui stiamo parlando di creature che hanno bisogno di amore e di serenità. E lui ha preso questa piccolina, ha fatto la richiesta di adozione, gliel'hanno data, è diventato papà, l'abbiamo vista giocare in una maniera incredibile, la felicità, la gioia, poi l'abbiamo vista anche crescere. E queste telefonate, Giorgia, che arrivavano, erano tutte di supporto. Bravo Luca, continua Luca, complimenti Luca. Allora io penso che forse anche sentirvi parlare, farvi vedere, ascoltare, saper ascoltare. Io dico sempre, non sentite, ascoltate bene quello che dicono i miei ospiti e forse qualcuno cambierà anche idea. Basta anche uno, Giorgia, non è che io pretenda di cambiare il mondo, ci mancherebbe, non ce la farei mai. Ma basta anche uno e abbiamo già vinto una battaglia importante. Cosa dici, Mauro? Certo. Salutiamo Luca Trapanese, ecco, e Alba, questa meravigliosa famiglia. Ma appunto perché abbiamo parlato di Luca, io vorrei che il tuo discorso, Mirella, di prima sulla disabilità, no, passasse a tutte le persone. Parliamo di Luca, cosa ci cambia se Luca è gay o non è gay? Cioè, tra l'altro è proprio questa la questione, no? Anche su questo stiamo parlando di Luca, che è una persona adulta, capace, che ha un nome e un cognome, e che ha adottato una bambina. Sai di quanti ragazzini ci occupiamo che sono di adozioni fallite di coppie eterosessuali? Cioè, se andiamo poi a indagare, insomma, sulle capacità genitoriali, ne avremo da dire di tutti i colori. Quindi se una persona è ritenuta adeguata e idonea nella sua vita, non mi cambia e le definizioni non mi piacciono, sinceramente. Ecco. Però lui ha detto appunto queste barriere mentali che lui ha dovuto, che ha incontrato e che faceva fatica proprio perché lui ha dichiarato: sono gay, qual è il problema? Io la voglio adottare perché la amo, voglio che cresca bene. E qua è venuto fuori Luca Trapanese, certo, uomo. Certo, è giusto che lui faccia la sua battaglia. Vorrei che un giorno non abbia neanche lui più la necessità di dichiarare niente. Ecco. Però come ha detto Giorgia è un cammino molto impervio, però io sono convinta che un po' alla volta, ascoltando bene, capendo, queste persone siano chiamate nome e cognome e basta, chiusa, certo, genitori, chiuso. Sì. Giorgia? Sì, anche perché mi permetto di dire che come coppia omogenitoriale
noi non abbiamo la possibilità di adottare. Sentite? Quindi cioè io e mia moglie quanta gente non sapeva potremmo, questo secondo te, Giorgia, se non lo racconti quindi tu? no, ma è questo il problema, è questo che purtroppo tante cose non si sanno, però per esempio noi non avremo la possibilità di adottare come coppia. Quindi parliamo anche, cioè nel senso, ci sono un sacco di cose che purtroppo non si sanno perché quando si è uscita la notizia che aspettava un figlio, tanti hanno buttato lì perché non adottate. A parte che questa è una scelta nostra come coppia se vorremmo o no adottare, ma al di là della scelta non possiamo farlo. Quindi gente, sappiate che non possiamo farlo. Ti ringrazio di averlo detto perché sono convinta che queste cose non si sanno abbastanza, bisogna conoscere per capire, e ti ringrazio Giorgia di averlo spiegato molto bene. Allora andiamo a vedere anche queste slide, di questo vado a fare fatica, andiamo a vedere, vado a vivere da solo, andiamo a vedere, dai, da solo, via. No, da solo, mi hanno messo tutto attaccato, vabbè, dai, andiamo a vedere. Prego, commentiamo cosa stiamo vedendo, Mauro. Allora, questo è un progetto, finalmente anche nel nostro paese su questa cosa c'è un'attenzione proprio nazionale. Questo progetto riguarda tutti quei ragazzi che sono stati sono all'interno di un procedimento giudiziario che li ha allontanati dalla famiglia d'origine, no? E al compimento di 18 anni di età cosa succedeva? Che non sapevano come fare perché termina il supporto tante volte che hanno da parte anche dell'ente pubblico. Finalmente adesso il Ministero ha messo delle risorse per supportare i ragazzi di 18 anni, noi ne abbiamo molte ragazze e ragazzi di questo tipo, tra cui 2 si sono anche appena sposati, quindi è una notizia, e che li accompagniamo dall'autonomia all'indipendenza, quindi all'interno di appartamenti che abbiamo nel loro territorio dove andranno poi anche a sviluppare le loro relazioni fondamentali, insomma di vita e di collettività. Noi abbiamo degli appartamenti dove possono transitare per un percorso di indipendenza. Quindi questo è l'obiettivo. Sì, sul lavoro, sulla casa, sulle abilità. E la cosa bella è che sono ragazzi e ragazzi di 18-19 anni e nel giro di un anno e mezzo raggiungono percorsi di indipendenza. Quindi quando ti trovi poi ad avere a che fare, su questo noi facciamo anche una raccolta fondi, abbiamo visto i panettoni di Natale eccetera, perché effettivamente i bisogni sono molti, le risorse sono poche ed effettivamente molti di loro o non hanno i genitori addirittura, oppure non possono più rientrare in famiglia, o sono adozioni che non li vogliono più a casa sostanzialmente, oppure e comunque non hanno risorse, non hanno niente e non hanno nessuno attorno che li aiuta, non hanno magari una rete familiare, non hanno una rete di parenti che li supporta o di amici, hanno 18 anni e ti trovi da solo nel mondo in una società complessa. E perciò emarginati. Emarginati e a rischio di poi essere aggregati in situazioni poco piacevoli, perché quando non hai nessuna prospettiva, ecco. Quindi li aiutiamo per esempio anche a fare la patente, a imparare a gestire un'abitazione, però rapidamente dobbiamo portarli all'indipendenza, ecco, questo assolutamente, perché ed è bello vedere qualcuno che abbiamo accompagnato, che ho conosciuto anch'io negli anni, adesso magari sono sposati, hanno figli, hanno avuto il loro percorso assolutamente positivo, e questo lo facciamo in tutta la provincia di Treviso, perché non sono pochi. Addirittura adesso, per entrare nell'argomento di prima, comincio a avere richieste anche da famiglie private, perché questi magari mi sono inviati dall'ente pubblico, no? Da famiglie private per i loro figli magari, che sono in percorso di adozione ma che vogliono aiutarli a un percorso di indipendenza, ma anche che hanno figli magari con sindrome o di Down, oppure hanno una difficoltà, e purtroppo sono pochi i progetti per questi ragazzi che li portano ad avere autonomia insomma abitativa. Perché non si è mai pensato alle fragilità, è sempre là, no? Il problema grande è sempre poi noi abbiamo l'aiuto a scadenza, come se a un certo punto compi 18 anni e improvvisamente dall'alto ti scende la capacità di avere tutte le risorse. Questa è la società dell'efficientismo, dove o sei efficiente e quindi hai tutti gli aiuti possibili, ma se hai un minimo di difficoltà sei lasciato indietro. Allora guardiamo anche questa slide, ci sto a fare fatica e commentiamo, andiamo a vedere.
Prego Mauro. Sì, questo è il progetto che abbiamo visto anche prima. Quest'estate 1100 magliette abbiamo dato, erano quasi 900, più di 900 i ragazzi dei primi anni delle superiori coinvolti in questo progetto in 34 comuni della nostra provincia, quindi veramente vasto, è stato eccezionale quest'anno. Quasi 200 tra persone esperte del lavoro, tante volte pensionati, che si mettevano a fianco a queste squadre e volontari giovani, perché facevamo squadre da 10, insomma. È stato eccezionale, abbiamo fatto anche una festa, ti ricordi Mirella che ti avevo parlato della festa fatta a Volpago del Montello, dove abbiamo celebrato il valore della fatica, dell'impegno comune e della collettività, proprio del fare un lavoro insieme. E della serietà del progetto che tu stai portando avanti, e ti dico veramente grazie. Grazie. Allora Giorgia Sottana, come ci saluta? Ma vi ringrazio intanto per avermi invitata qui, è stata veramente una mattinata piacevole e anche aver scoperto il progetto di Mauro è una cosa che adesso approfondirò, perché devo essere sincera, non lo conoscevo e quindi ben venga che ho imparato delle cose nuove, ho conosciuto delle cose nuove. E niente, grazie mille per l'opportunità che mi avete dato. E buona giornata a tutti quanti. Grazie a te, alla tua compagna, complimenti per questa gravidanza. Ecco, spero che tu ci chiamerai, ecco, mi piacerebbe riaverti ancora in trasmissione con questa bellissima famiglia. Ti ringrazio veramente Giorgia Sottana per tutto l'impegno veramente che ci hai messo, veramente grazie. Ciao Mauro, grazie anche mille. a Mauro Gazzola. Come ci saluti Mauro? Niente, auguro buone cose a Giorgia. Tanto io ti aspetto anche Giorgia se vuole questi 2 giorni tutti assieme. Sì, e magari ci rivediamo perché abbiamo diversi progetti che stanno partendo adesso sul territorio per i bambini, per i ragazzi adolescenti. Stiamo avviando una nuova comunità diurna per minori anche a Montebelluna, quindi, e vado in Africa a ottobre perché abbiamo progetti anche in quel territorio lì e vorremmo sviluppare alcune cose, magari ti racconterò. Grazie a Mauro Gazzola, grazie a Giorgia Sottana, pubblicità. Grazie. Utilizziamoli per il lavoro in albergo. Pragmatismo è la parola chiave che piace agli imprenditori del turismo veneto di fronte all'emergenza dei migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese. Impieghiamoli nelle strutture ricettive alle prese con una cronica carenza di manodopera, dice Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi Veneto e presidente degli albergatori bellunesi. Abbiamo 2 ordini di problemi. Il problema dell'impiego di lavoratori negli alberghi, che è complesso trovarli, e abbiamo il problema di questa immigrazione che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quindi mettiamo assieme le 2 cose, vediamo di far convergere questi 2 problemi e trovare una soluzione ad entrambi. Diverse le professionalità richieste dagli albergatori, alcune altamente qualificate come ad esempio cuochi, operatori di sala, receptionist, altre molto più semplici con una formazione di base che si può fare anche nella struttura stessa. Abbiamo lavori di facchinaggio, abbiamo lavori di lavapiatti, di sistemazione delle camere, sulle quali non c'è bisogno di una grossa esperienza. Basta perlomeno quelle che sono le situazioni basilari del capire come funziona il lavoro all'interno di un albergo. De Cassan è andato a Roma nei giorni scorsi proprio per avanzare questa proposta, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Se noi vogliamo che sta gente anche non delinqua, li dobbiamo togliere dalle piazze, li dobbiamo far lavorare, li dobbiamo far fare qualcosa. È indiscutibile questa situazione. Quindi io spero che anche la politica raccolga questo appello che faccio per vedere di migliorare la situazione, che è migliorativa e per noi imprese e per chi emigra in cerca di una miglior vita in Italia o in Europa.
Ed è con noi Walter De Cassan, vicepresidente Federalberghi Belluno e Dolomiti. Grazie veramente di essere con noi, De Cassan. Abbiamo anche la dottoressa Deborah Marcon, segretario provinciale SUNIA, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari, perché tutto si collega. Le parole di Cassan, che sono parole che veramente devono essere prese in considerazione, ma il problema degli affitti. Purtroppo un problema enorme e non c'è questa congiunzione tra domanda e offerta, tra richiesta e risposta. Prego, cominciamo proprio con la dottoressa Deborah Marcon. Prima si parlava dell'assenza di manodopera. Noi abbiamo avuto persone che sono venute da noi e che hanno segnalato che a loro non conveniva magari accettare una proposta di lavoro perché non trovavano fisicamente una locazione dove poter andare. Anche chi ha difficoltà o è in Atter e si sposta per ragioni di lavoro fa fatica ad avere dei canoni agevolati sempre gestiti dallo Stato o ad avere la mobilità tra una provincia e l'altra. Ogni volta è sempre un problema, manca manodopera, ma alla fine cosa si fa per garantire la mobilità e la manodopera? Perché si è fatto tanto per precarizzare, chiamiamolo così, al massimo il lavoro, ma gli affitti a disposizione sono rimasti sempre gli stessi. Inoltre, per tutta una serie di ragioni, tanti hanno preferito convertire i loro appartamenti in più a bed and breakfast e cose, sempre per venire incontro alle richieste turistiche. E allora abbiamo, invece di un aumento di disponibilità di immobili in alloggio, perché aumenta la richiesta di gente che magari, pur avendo una casa propria, deve spostarsi, ha bisogno di affitti, con il fatto che ce ne sono sempre meno e lo Stato, che dovrebbe aumentare la sua offerta ed essere calmieratore rispetto ai prezzi, invece di aumentare la propria quota di case, la diminuisce attraverso le aste. Adesso è capitato anche a noi, veniva offerto un posto di lavoro a 800 euro, che poteva anche essere buono, ma se non riesco a trovare altro con monolocale a 800 euro, come faccio a spostarmi lì? De Cassan, grazie. Come commenta queste parole? Grazie di essere qui con noi. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti e buongiorno alla sua ospite. Attenzione, non la sentiamo De Cassan, bisogna mettere a posto il telefono. Allora intanto continuiamo con Deborah Marcon. Segretario, però quello che traspare è che bisognerà trovare una soluzione, perché dagli industriali agli artigiani, ai commercianti, agli albergatori, a tutti in generale cercano personale. Non si può continuare a far finta di non vedere qual è il problema, perché anche questo vuol dire far girare l'economia. Qui se non cominciamo a capire l'importanza del lavoro e di offrire lavoro e di dare lavoro, non andiamo da nessuna parte. Prego. Beh, ma in realtà tempo fa le aziende, negli anni del boom economico, si organizzavano per questo un sacco di cartiere, per esempio, avevano i loro alloggi per i loro operai. Quindi nel momento in cui io avevo bisogno di portare un operaio specializzato da una regione piuttosto che da un'altra, sapevo di potergli dare sia il posto di lavoro ma anche un'abitazione. Sentiamo De Cassan, se vediamo il microfono, cioè adesso la connessione funziona? Sì, mi sentite adesso? Sì, adesso sì, De Cassan, prego. Benissimo, di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno a lei, alla sua ospite e ai telespettatori. Ma la questione in albergo è un po' meno complessa, diciamo, perché specialmente sulle questioni di alberghi stagionali, quelli che hanno, in provincia di Belluno, dove abbiamo una doppia stagionalità estate e inverno, per la stragrande maggioranza dei casi l'albergo dà alloggio ai propri dipendenti. La situazione potrebbe essere più complessa negli alberghi ad apertura annuale, dove molto spesso in questo caso c'è bisogno di trovarsi l'alloggio al di fuori della struttura alberghiera. Come commentiamo allora? Perché adesso la bilancia pesa uguale. Si parlava di Belluno. Io ovviamente sono Treviso, però ho contatti con il collega di Belluno. Lui mi diceva che nella sua provincia ci sono un sacco di problemi di affitto perché
le necessità di chi deve andare a lavorare cozzano insieme alle necessità di chi deve andare a scuola a livello universitario, ma anche chi deve andare a scuola a livello di scuole diciamo superiori di varie specializzazioni, perché ormai alcune sono state focalizzate semplicemente lì, e che si va a sommare a quelli che sono residenti, quindi in realtà non è tanto diversa la questione, semplicemente in alcuni alberghi sentiranno il problema meno, in altri alberghi e in altre situazioni la sentiranno di più. Il problema è che ci vuole un nuovo piano casa, ma non parlarne proprio fisicamente e investendo un sacco di soldi, tenendo in considerazione, tra l'altro, visto che si parlava di Belluno, che quella è un'area montana, quindi ha il doppio problema che rischia lo spopolamento, e bisogna impedire questo, oltre ai problemi che abbiamo anche noi a Treviso. Allora, De Cassan, io però non riesco a capire perché non mi tornano i conti. Una volta abbiamo sempre avuto alberghi, abbiamo sempre avuto persone che avevano la fortuna di andare in vacanza anche sia al mare che in montagna, eravamo anche molti di più, però il datore di lavoro offriva vitto e alloggio. Questo era un dato di fatto. Tutto funzionava, tutto andava a meraviglia. Adesso, prezzi aumentati, paghe sempre più basse, pensioni non ne parliamo, poveri i nostri anziani, ma andiamo su quelli che potrebbero fare anche le vacanze o quelli che cercano lavoro, e la prima cosa devono trovare un alloggio, perché come dice De Cassan una parte sì, però gli altri se la devono trovare, e abbiamo degli affitti che sono improponibili rispetto agli stipendi che percepiscono, perché io anche quest'estate parlavo con dei ragazzi che fanno questi lavori proprio per studiare, perché sono anche bravi. Mirella, 1500, 1700, 1800, ne pago 800, 900 di affitto, poi devo vivere, spiegami cosa mi rimane in tasca facendomi un mazzo così. Prego De Cassan. Ma come ho detto prima, in provincia di Belluno il 90-95% degli alberghi offre il vitto e l'alloggio ai propri dipendenti, quindi diciamo che sotto questo punto di vista il problema è meno grosso. E ricordiamoci anche però che in questi anni, come diceva giustamente la dottoressa prima, c'è questo proliferare di locazioni brevi che toglie abitazioni a quelli che sono i lavoratori. Ma attenzione, in provincia di Belluno abbiamo anche un'altissima percentuale di case vuote e disabitate, che molto spesso, specialmente nella parte alta o nei piccoli paesi, sono case vecchie che avrebbero bisogno di una certa rimodernazione. Però il problema, c'è questo congiungersi di problemi delle case vecchie, degli affitti brevi, che giustamente un affitto breve rende molto di più a lungo termine. Qui la problematica è un'altra, perché non essendoci in Italia una legislazione ben precisa in tal senso, è chiaro che la gente preferisce metterlo sul mercato degli affitti brevi, dove purtroppo c'è ancora un po' di anarchia, c'è mancanza di osservanza della legge regionale, perché in Veneto abbiamo una legge regionale che li disciplina, ma se non ci sono i controlli, come sempre, tutto si risolve a carte 48. Marco? Questo è assolutamente vero, infatti di recente c'è stato anche un incontro nazionale, tra l'altro anche, oltre con noi, anche con i rappresentanti Federalberghi, con la ministra Santanchè, per cercare di avere una regolamentazione degli affitti brevi. Diciamo che non siamo riusciti né noi né Federalberghi a portare a casa nulla, perché purtroppo qual è la questione? Sembra che o non ci sia una volontà di intervenire sul tema, perché comunque sono fonti integrative di reddito di qualcuno e non importa limitare o verificare qualcuno chi è,
forse non c'è nemmeno la comprensione della gravità del problema. Forse sarà meglio anche cambiare ministro, chissà che magari, o ministra, chissà che le cose possono cambiare, perché se parli con uno che non ascolta e non vuole sentire non si va da nessuna parte, ma il problema è grave ormai. Diciamo che dalla riunione sembrava che effettivamente si volesse recepire alcune richieste sia nostre sia di Federalberghi per cercare di dare un cappello della serie fuori da un certo limite di case che io posseggo, quello devi riconoscerlo come impresa. Certo. Un conto è io ho una casa in più e la adibisco a quello, un conto ne ho 5 o 6 e fondamentalmente faccio concorrenza all'albergo. Allora andiamo a vedere anche questo, andiamo a Padova, su Nia Sfratti e poi commentiamo, andiamo a sentire. Via Astico ad Altichiero, sfratto esecutivo di una famiglia di origini marocchine, mamma, padre e 2 figli. La moglie non vuole lasciare la casa e si è barricata in una stanza. Lo sfratto avviene per morosità. Pare che ci fossero in ballo dei lavori da scalare dall'affitto. Gli inquilini, forse mal consigliati, hanno sospeso i pagamenti perché i lavori non venivano effettuati e il proprietario gli ha mandato lo sfratto. Quindi adesso pare sia il terzo accesso, viene eseguito e i 2 figli e Camel staranno in macchina perché non c'è una soluzione. Fino ad ora i burocrati del comune hanno risposto che non c'è una soluzione, quindi adesso vediamo cosa fare e si arrangeranno in macchina, non so, adesso vediamo cosa fare. A sostegno della famiglia sfrattata, oltre al Sunia, alcune famiglie che da lunedì scorso hanno iniziato un digiuno a staffetta per sensibilizzare i padovani sull'emergenza abitativa. Ogni giorno viene recapitata una lettera al sindaco Giordani e quel giorno chi la consegna non mangia. Al momento sono una trentina le famiglie sotto sfratto in provincia di Padova. Sono stranieri, italiani, anche anziani. Allora, l'altro giorno ho chiamato una nonna in diretta a Marcon, la quale diceva di Marghera, mia figlia ha dei minori, viene sfrattata, viene buttata su una strada, io cosa posso fare, a chi devo rivolgermi? Allora io ho detto non è proprio così, bisogna vedere se veramente ci sarà lo sfratto esecutivo, perché è quello che conta, è quello che decide se stai dentro o se stai fuori, e poi devono trovare una soluzione se ci sono dei minori, perché questo lo prevede la legge. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché io lo dico sempre, la legge c'è ma se non si applica è come non ci fosse. Com'è la situazione? Rispondiamo anche a questa nonna che ha chiamato disperata. Beh, intanto purtroppo, come tra l'altro diceva anche il collega di Padova, il problema è che bisogna arrivare all'esecutivo. Cosa vuol dire arrivare all'esecutivo? Che ho un aumento di spese sulla testa degli inquilini, ho un aumento di morosità sulla testa degli inquilini, ho un aumento anche di tensione e di sfaldamento della tranquillità familiare durante tutto il periodo del processo e poi man mano che esce l'ufficiale giudiziario. Il problema qual è? Fondamentalmente il comune è tenuto a intervenire solamente quando c'è l'esecutivo e in occasione dell'ultimo accesso per tutelare solitamente la mamma e i figli minori. Quindi diciamo gli elementi fragili all'interno di un nucleo familiare. Qual è però il problema? Mettiamo anche caso che questo si possa fare. Ciò non dice niente su qual è il destino del padre o dei figli maggiorenni che magari vivevano in famiglia. Ciò non dice niente sullo sfaldamento dell'unità familiare, ciò non dice niente su cosa poi farà quella famiglia che deve uscire di casa con tutta la morosità che ha accumulato e che gli è rimasta sulle spalle. Non c'è nemmeno una linea di sicurezza, fra virgolette, per capire questa famiglia, questo nucleo familiare debole all'interno della famiglia, dove verrà messo, perché finendo le disponibilità degli alloggi in emergenza abitativa per i comuni o non avendone, le alternative possono essere tranquillamente l'albergo, le case famiglia. Ferma un attimo allora Marco, ma allora cosa costa la casa famiglia?
Perché non diamo questi soldi invece alle famiglie e paghiamo gli affitti? Capisce che non mi tornano i conti. Allora, questa famiglia non ha i soldi per pagare l'affitto e viene buttata fuori. Questa famiglia è come tante altre, o come la figlia della nonna che ha telefonato. Però la metto in casa famiglia che mi costano più di 100 euro al giorno, se no anche 200. Allora, conviene tenere su le case famiglia che costano l'ira di Dio, oppure dare i soldi direttamente per pagare l'affitto, perché non mi tornano i conti, Marco, e nessuno lo spiega questo, perché si sceglie l'altra via? Più che altro perché il comune non ha i soldi, è il motivo per cui noi abbiamo tirato... E chi paga la casa famiglia? E deve comunque, ma là è obbligato, non ha alternative. È il motivo per cui noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo nel momento in cui hanno finalmente rimesso soldi, un paio di anni fa, sui fondi per la morosità incolpevole, in maniera tale che quel nucleo che aveva difficoltà a pagare immediatamente potesse recarsi ai servizi sociali, dimostrava effettivamente che non aveva i mezzi per pagare, che non era colpa sua, che effettivamente c'era tutta una serie di questioni, e il comune poteva attingere da quel fondo, che sono soldi in più arrivati sostanzialmente dallo Stato. Qual è il problema, per esempio? Adesso quei fondi non sono più stati rimpinguati, continuiamo ad avere quindi una situazione che è ritornata come prima di aver ripristinato i fondi per la morosità incolpevole, in cui tutto, ma assolutamente tutto è sociale, è sulle spalle dei comuni, che devono fare quello che devono fare con quello che riescono a tirar su di tasse. Giustamente più aumenta la crisi, anche meno introiti ci sono, e quindi è un cane che si morde la coda, perché ci vorrebbero soldi da enti esterni, non si può lasciare il comune a se stesso. Tra l'altro in alcuni casi, quando ci sono delle occasioni date o dall'Europa o dallo Stato per poter attingere a dei fondi per aiutare le persone, non è neanche detto che il comune sia in grado di informarsi in merito. Allora adesso invece vi porto a Vicenza, andiamo a vedere Zona Alpina 2024. Macchina organizzativa è entrata nel vivo per la Dunata Alpini 2024, che vedrà Vicenza protagonista, con l'intento di creare una zona alpina nel centro cittadino in cui saranno chiamati a partecipare allo spirito della manifestazione anche i commercianti. Ho avuto un incontro io settimana scorsa con le vetrine del centro, stiamo organizzando con loro una serie di eventi dove loro affiancheranno il nostro aspettando la Dunata 2024. La zona rossa, quindi la zona centrale della città, sarà durante il periodo della Dunata e anche prima della Dunata una zona alpina a tutti gli effetti al 100%, dove sentiremo musiche alpine, cori, fanfare, quindi vogliamo che questo sia lo spirito alpino dei 3 giorni della Dunata. Intanto procedono i preparativi per allestire la sede concessa dalla provincia in uso al comitato organizzatore, Palazzo Folco, che diventerà il quartier generale della Dunata, dove gli uffici organizzativi saranno operativi tra pochi giorni. Per quanto riguarda invece Palazzo Folco, che stiamo allestendo in questo periodo perché sia pronto e funzionale per tutta l'attività 2024, da oggi praticamente stanno facendo l'allestimento degli uffici fino a maggio 2024, dove ci sarà sempre una persona in front office pronta a ricevere tutto quello che verrà chiesto dagli alpini d'Italia e del mondo. Il presidente nazionale Favero in città per un incontro in prefettura, il primo di una serie di confronti tecnici e operativi che da ottobre si svolgeranno sul ventaglio di temi, dalla sicurezza alla viabilità, da dover pianificare in vista dell'invasione pacifica di metà maggio. Ogni incontro avrà un tema specifico sui 4-5 temi fondamentali, appunto tra gli alloggiamenti da un lato, la viabilità dall'altro, la sicurezza, la sanità, quindi tutti aspetti che possono garantire poi delle giornate serene e tranquille a chi vorrà venire a Vicenza e stare con gli alpini.
Allora De Cassan, quando si muovono gli alpini, quando ci sono queste adunate, penso che anche Federalberghi si rallegri, perché veramente c'è un'invasione immensa e lavoro per tutti. Ecco, forse ci vorrebbe più movimento anche da parte di altre istituzioni a muoversi in maniera diversa. Penso ad esempio, e l'ho detto anche ieri, ai nostri diversamente giovani nelle case di riposo, a fargli fare qualche bel weekend, magari durante la settimana, non il sabato e la domenica, magari dal lunedì al mercoledì. Non è scritto che tutti si deve andare, ecco, perché noi pensiamo veramente a tutto un altro mondo e non pensiamo a quello che abbiamo, oppure pensare anche agli studenti, a fargli visitare in maniera diversa, a fargli fare dei percorsi naturalistici. Perché si pensa così poco e si punta sempre a un turismo a medio e lungo termine, ma non a quello che hai in casa e potresti fare? Attenzione, il turismo purtroppo è un sistema molto complesso, perché prende tutte le varie sfere di quello che può essere considerato il tempo libero. Cioè un turista è quello che si muove per vedere qualcosa di diverso, per rilassarsi, per vedere il mondo attorno a sé. Quindi sì, è bellissima questa situazione. Sicuramente i colleghi di Vicenza per la Dunata degli Alpini, ma anche per qualsiasi altra manifestazione, sapranno dare il meglio di loro stessi a maggio del 2024. Ma perché si fa così fatica veramente a promuovere il nostro territorio? Noi abbiamo delle zone che veramente non si conoscono, non conosciamo le Seychelles magari, però quello che hai fuori di casa non lo conosci. Ecco, anche questo, un supporto alla promozione. Siamo talmente belli e forse abbiamo talmente di tutto e di più, perché siamo musei a cielo aperto dappertutto, che forse non ci accorgiamo che forse qualcuno dovrebbe fare qualcosa in più, o sbaglio De Cassan? Ma il problema è un po' strano, un po' particolare, perché forse troppo spesso a livello di promozione usiamo le zone più belle troppo belle e troppo conosciute. È vero. Dovremmo cominciare e risolveremo anche quello che è il problema di cui si parla anche in questi tempi, del cosiddetto overtourism, che abbiamo parallelamente delle zone che hanno eccesso di turismo e abbiamo delle zone magari lì a poche centinaia di metri dove non c'è nessuno. Se noi sulla promozione, sull'immagine, visto che viviamo nell'era dell'immagine, cominciamo ad utilizzare, ripeto, come immagine delle zone sconosciute, però se io uso una zona sconosciuta devo scrivere sotto dov'è quel posto, perché se noi continuiamo per le Dolomiti a utilizzare il lago Sorapis o le Tre Cime, è chiaro che continueremo ad avere un eccesso di persone alle Tre Cime e al lago di Sorapis. Quindi cominciamo forse per il futuro a vedere di pubblicizzare le zone quelle che adesso sono meno utilizzate dal turista, sono meno visitate dal turista, e allora forse magari riusciremmo a spostare anche una massa di turisti dalle zone eccessivamente conosciute e visitate a zone più sconosciute e meno visitate. Siamo d'accordo io e anche la segretaria Marcon. Abbiamo Paolo da Padova. Ciao Paolo. Sì, pronto? Mi sente signora Mirella? Benissimo. Pronto? Sì, parla Paolo al telefono, non ascoltare la televisione. Paolo? Sì, io non sento voi, però nel senso che se tengo il volume alto mi sento, ma se tengo il volume dopo non capite più niente. Ad ogni modo, se mi sentite io continuo a parlare. Prego. Dunque, io volevo proprio al segretario del SUNIA di Treviso, volevo chiederle, per esempio, a Padova ci sono gli studenti universitari che stanno facendo quello che stanno facendo lì per via degli affitti.
Ma io vorrei sapere, siccome io avrei anche più appartamenti da mettere a disposizione, ma dovrei metterli a posto. Vorrei sapere quanto è che si può prendere, di buon senso, un affitto di buon senso, no 900 o 1000 euro. Vorrei sapere per studente universitario a quanto si potrebbe prendere per studente universitario di affitto. Grazie e buongiorno a tutti. Grazie Paolo, allora lascia il tuo numero che dopo eventualmente ti metto in contatto col segretario veramente che potrà darti anche delle risposte più precise, dottoressa sì, perché sono Deborah un po' tecniche. Marcon, però sì, sono tecniche, però vogliamo sapere qualcosa anche noi, giustamente, che abbiamo ascoltato la telefonata. Ma io che sono un uomo di buon senso, ho questi appartamenti, come mi devo comportare? Allora, intanto io consiglierei di fare riferimento a un sindacato o proprietari o inquilini in maniera tale che possano dare una panoramica ben definita su quello che c'è. In particolare per la questione studenti, con decreto ministeriale del 2017, si sono date un sacco di agevolazioni anche per i contratti studenti. Ovviamente le agevolazioni fiscali per il proprietario ci sono nel momento in cui io scrivo il contratto in una certa maniera e chiedo un affitto entro un certo range. In quel range sono segnate le metrature che utilizzerà la persona, sono segnate quanto vecchia è la casa, quello che ha, quindi non è a caso come può essere un libero mercato. Effettivamente io determino un massimo e un minimo e se io chiedo un affitto all'interno di quel massimo e quel minimo posso usufruire di tutta quanta una serie di agevolazioni, quindi oltre a dare in affitto la casa a qualcuno, che è il punto fondamentale, oltre a darla in affitto ad un prezzo che è congruo rispetto alle caratteristiche dell'immobile, posso anche ricevere degli sconti sulle tasse che avrei dovuto pagare piuttosto che l'affittarlo alla cifra che volevo con un 4+4 vecchio. Tra l'altro il fatto che io metto in affitto il mio immobile, cosa vuol dire anche? Che perlomeno l'immobile è in movimento, quindi mettiamo caso che poi voglio affittarlo con un affitto lungo, tipo un 3+2, mettiamo caso che poi voglio venderlo, quella è una casa che perlomeno ha il minimo funzionante. Se io lascio una casa chiusa 2 anni, io non posso pensare di venderla o affittarla come se fosse nuova. Ed è una cosa che apparentemente tutti gli inquilini di vecchia data che avevamo, che adesso stanno cercando di acquistare perché non trovano affitti, ci stanno dicendo io sto trovando offerte da comprare 200.000 euro, ma praticamente devo buttare giù la casa e risistemarla perché è bloccata, non funziona niente, era chiusa 10 anni, a questo punto ne cercherò una chiave in mano per lo stesso prezzo. Ed è anche questa la ragione per cui un sacco di case vengono lasciate chiuse invece di approfittare di tutte queste occasioni per dare una casa in affitto ad un prezzo giusto e anche pagando meno tasse di quella che era, diciamo, il tipo di affitto normale di una volta. De Cassà, ma in questo momento dove qualcuno non sta ascoltando le esigenze del territorio, in attesa che qualcuno si metta in moto e cerchi di dare delle risposte, non potrebbe essere anche la Federalberghi che prende in considerazione anche queste proposte, queste esigenze di questi ragazzi che vanno a scuola, che vanno all'università, che hanno bisogno di una stanza, di un alloggio? Perché mi sembra anche che i tempi non sono così brevi per dare delle risposte immediate a questi ragazzi che stanno studiando. Non è che si potrebbe fare qualcosa anche da parte di Federalberghi? Non pretendiamo i 6 stelle, De Cassà, ma 2 stelline o 3 stelline non sarebbe male, visto che molti si lamentano che non ce la fanno più. Sì, l'idea potrebbe... già aver detto sì, pensavo proprio no, già aver detto sì fa ben sperare. Prego, De Cassà. Come dico sempre, la mia parola d'ordine è sempre pragmatismo, quindi partiamo da questo presupposto. Sì, si potrebbe fare, è complesso perché è chiaro che l'albergo è un'azienda che ha dei costi molto alti
anche rispetto, per esempio, le tariffe telefoniche, per fare un esempio banalissimo, per lo stesso servizio, se una famiglia paga 10, un albergo ne paga 100, Certo. a prescindere dal numero di telefonate che faccia e con gli stessi servizi. In più abbiamo una serie di incombenze di tipo parafiscale, chiamiamole, che sono il canone RAI, che costa molto di più. Ma lo sappiamo, ma voglio capire, ci può essere una possibilità, perché io sono convinta, come ha detto lei, che se ci mettiamo tutti attorno a un tavolo e cerchiamo delle soluzioni, qualcosa si può trovare. Infatti ci stavo arrivando entro i successivi 5 secondi da quando mi ha interrotto. Veloce. È che difficilmente potremmo proporre dei prezzi, delle tariffe adeguate, questa è la problematica, perché purtroppo i costi di un albergo, i costi fissi, e qui parliamo di costi fissi, che sia l'albergo che sono pari durante tutto l'anno, difficilmente potrebbero coprire questi incassi, difficilmente potrebbero coprire i costi, per cui francamente la vedo poco percorribile come strada. Piuttosto andrei su una regolamentazione seria degli affitti brevi per togliere dal campo degli affitti brevi tanti appartamenti e portarli anche sul campo studentesco. Sì, ma visto che c'è questa avidità che chiedono 200.000 euro su una casa che è da distruggere, da buttare giù completamente, da rifare, forse se anche questi albergatori fossero supportati da una politica che comincia a fare una defiscalizzazione anche a queste aziende, perché sono aziende e aiutare a cercare di stare, mettendo magari a disposizione, se hanno 10 stanze, magari 2 o 3, ma ognuno se fa la propria parte, visto il numero che abbiamo di alberghi, forse ce la potremmo fare. Siamo sempre là, dico la politica può intervenire in attesa di, se tu fai questo io ti tolgo queste tasse. Non sarebbe male, cosa dice Marcon? Ma perché dobbiamo inventarci qualcosa, no? Ma secondo me assolutamente la politica deve intervenire e molti dei problemi, anche per esempio quello degli affitti brevi che adesso è esploso, è perché le legislature o non ci sono o sono vecchie. Quindi va proprio ripensato l'intero sistema, anche quello che dicevamo prima, che effettivamente è necessario arrivare all'esecutivo. In realtà sarebbe molto meno costoso per lo Stato avere una serie di case a disposizione dei comuni, avere un budget a disposizione dei comuni, in maniera tale che io non appena ho un nucleo che io verifico che è incolpevole nella sua morosità o nella sua difficoltà, gli do immediatamente un sostegno e lo porto fuori dal mercato libero. Gli do il tempo necessario, ed è per quello che erano state costruite le case popolari, per dare alle persone in difficoltà il tempo necessario di rimettersi sulle proprie gambe e poi di ritornare nel libero mercato. Adesso il numero di abitazioni a disposizione è così esiguo che non si riesce a dare risposta nemmeno alle emergenze, tanto che il Comune di Treviso, una delle richieste che sta facendo alla Regione è quella di aumentare le percentuali a sua disposizione per le emergenze abitative, perché hanno tutte quante le case piene e continuano ad avere le liste enormi di persone non che diciamo potrebbero avere necessità o comunque si barca meno, ma proprio in situazioni che bisognava prenderle immediatamente, anzi 10 anni prima, perché sono gravissime, con non so, famiglie monogenitoriali, genitori disabili, anziani che hanno avuto un aggravamento della malattia, sì, delle patologie, perciò esatto. Questi qua stanno aspettando, ma le risposte di sicura, cara Marcon, non arriveranno in tempi brevi, perché l'unico obiettivo adesso sono le europee. Tutto l'obiettivo, la concentrazione sulla poltrona europea, questo lo dico io perché è vero. Allora meglio che andiamo a Belluno, andiamo oltre le vette, andiamo a vedere. Raccontare cosa sia oltre le vette, soprattutto per chi non conosce questa complessa e articolatissima manifestazione
giunta alla sua 27esima edizione, richiederebbe un intero telegiornale. Lo facciamo fare allora a chi da 27 anni ne è l'anima. Oltre le Vette è una manifestazione storica del comune di Belluno che si tiene da 27 anni e che fa di Belluno in questo periodo, in questi 10 giorni di ottobre, la capitale della cultura di montagna. Presenta la montagna a 360 gradi con eventi che vanno da incontri con alpinisti, scrittori, film ad approfondimenti tematici sugli aspetti ambientali e scientifici e sociologici della montagna. Sentimenti condivisi anche da chi rappresenta la pubblica amministrazione. Cultura, bellezza, scoperta del territorio o riscoperta del territorio stesso, amore per la propria terra, per le proprie montagne che sono meravigliose. Il programma va dal 6 al 15 ottobre, ma in realtà ha già avuto un prologo a Longarone una settimana fa e avrà il suo epilogo il 3 dicembre con la chiusura della mostra geologica della collezione di Torquato Taramelli. Per orientarsi tra libri, proiezioni, incontri e passeggiate non resta che consultare il fittissimo programma che a brevissimo verrà reso noto. Per noi è un grande luogo di incontro ed è anche un faro acceso sulle Dolomiti, che non sono solo un luogo scenografico, ma sono un luogo interessante anche dal punto di vista culturale, per cui per noi è importantissima questa rassegna perché ci aiuta a far conoscere il territorio non soltanto nella realtà bellunese, ma in tutto l'ambito delle Dolomiti e anche oltre. Allora De Cassan, come commentiamo bellissimo questo servizio Oltre le Vette, prego. Oltre le Vette io l'ho spesso seguita, tra parentesi conosco anche molto bene Flavio Fauro, che è una delle altre anime di Oltre le Vette. È sempre stata una manifestazione meravigliosa che ha portato alla ribalta il vivere in montagna, proprio fra il bello del vivere in montagna, il brutto del vivere in montagna, le peculiarità, i problemi, le difficoltà e tutto di questi insieme qui, insomma. Soprattutto perché si parla di arte, di cultura, ecco, come quando dicevo prima che siamo un museo a cielo aperto da nord a sud, da est a ovest, non ho detto sbagliato. Allora saluto Walter De Cassan, vicepresidente Federalberghi Belluno e Dolomiti, grazie di essere stato con noi e grazie per quello che ha detto, speriamo bene, incrociamo le dita che veramente offrino lavoro a queste persone. Allora segretario, come concludiamo? Che messaggio vuole dare? Velocissima. Che è il momento di cambiare la legge, sia a livello nazionale sia a livello regionale, per risolvere i vari problemi. Ce ne sono tanti, stiamo qua, non è un finale a spot, ma le soluzioni si possono trovare e anche alla fine facendo spendere meno soldi allo Stato e aiutando molto più celermente le famiglie. Grazie alla dottoressa Deborah Marcon, segretario provinciale Sunia Treviso, grazie, la posta di Mirella.